Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questo sabato 10 giugno a nord-est, su tutti l'ennesimo incidente stradale, l'ennesima strage sulle strade della Marca trevigiana, 3 morti e 3 feriti. Questo il bilancio davvero tragico dell'incidente che si è registrato la notte scorsa verso le 2 sulla Treviso Mare, all'altezza di Roncade, dove sono entrate in collisione 2 auto, in realtà un'auto, una Polo e un furgoncino. I passeggeri a bordo della Polo che vedete sono entrambi morti, si tratta di un 31enne e di una 24enne, entrambi trevigiani, il primo di San Biagio di Callalta. E poi sul furgoncino c'erano invece diversi passeggeri e qui è morta una donna di 53 anni, ma fra poco ci collegheremo con la nostra Francesca Bozza che si trova sul posto con Alberto Pivetta per tutti gli aggiornamenti. È stata una nottata davvero tragica. Queste sono le immagini che sono state messe a disposizione dai Vigili del Fuoco di Treviso. Una strage, l'ennesima, dicevamo, che arriva dopo un giorno altrettanto difficile, poco distante, a San Biagio di Callalta, e in questa prima edizione parleremo anche di questo. Ieri a San Biagio di Callalta quella donna travolta da dei blocchi di cemento mentre andava in bicicletta, eccola qua, ringrazio la regia, Dina Zanatta. Dina Zanatta era appunto a bordo della sua bici quando è stata travolta da queste assi di cemento, da questi blocchi di cemento. La bici a terra. Anche qui ritorneremo su questo fatto nel corso di questa prima edizione, anche con le testimonianze raccolte ieri sera sul posto dalla nostra Daniela Sizia. Quello che vi posso dire è che c'è una comunità sotto shock, quella di San Biagio di Callalta. Tra l'altro vi posso dire che il ragazzo 31enne che è morto nello scontro questa notte sulla Treviso Mare era di fatto vicino di casa della 76enne di Dina Zanatta. Insomma, una tragedia nella tragedia, ma adesso la vedo prontissima, la nostra Francesca Bozza, che con Alberto Pivetta si trova proprio a Roncade. Buongiorno Francesca. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Roncade, lungo la Treviso Mare, alle mie spalle il cavalcavia. A pochi passi dal centro commerciale L'Arsenale, ai piedi del cavalcavia, la scorsa notte intorno alle 2 si è consumata la tragedia, l'ennesima tragedia sulle strade della Marca, e il bilancio è un bilancio pesantissimo. 3 le persone che hanno perso la vita. Si tratta di Ludovico Brunello, 31 anni, residente a Cavrié di San Biagio di Callalta, la ragazza, l'amica che viaggiava con lui, Valeria Orsoni, di 24 anni, residente a Treviso, e la donna che era alla guida dell'altro veicolo, del furgone Mercedes. Si tratta di Dominga Orsato, 53enne, di Asolo. Sono loro ad aver perso la vita in quello che sembra uno scontro frontale. Da dire che in quei minuti sulla zona, ma in gran parte della Marca, imperversava un violentissimo temporale. Alcuni testimoni raccontano che la visibilità era davvero ridotta. Ancora da ricostruire quella che è l'esatta dinamica dell'incidente. Tutta la ricostruzione è in mano alla Polizia Stradale di Vittorio Veneto, intervenuta per i rilievi del caso insieme ai Vigili del Fuoco, insieme al personale del SUEM. Le 3 vittime hanno perso la vita praticamente sul colpo, altre 3 persone, si tratta di 3 uomini di 34, 42 e 56 anni, sono rimasti feriti, ma sembra non in modo grave. Ludovico Brunello, il 31enne, era tornato da un anno circa a vivere con la famiglia a Cavrié. La famiglia si era trasferita a Cavrié da qualche anno. Ludovico
amico che aveva frequentato l'Alberini, aveva sempre lavorato nella ristorazione, aveva trascorso anche un periodo all'estero e poi era rientrato in Italia, dove oggi lavorava come cuoco in un pub. La famiglia lavora, entrambi i genitori lavorano in ospedale a Cafoncello, era figlio unico, tra l'altro la famiglia poco tempo fa aveva vissuto un'altra tragedia con la scomparsa in poco tempo di entrambi i nonni di Ludovico. Insomma, altre 3 vite spezzate lungo le strade della nostra regione, della provincia di Treviso. Naturalmente c'è un grande dolore in tutte le comunità coinvolte, da Asolo a Treviso a San Biagio di Callalta. Abbiamo sentito il sindaco di San Biagio Pillon poco fa, che ha detto purtroppo, nonostante tutte le raccomandazioni, nonostante tutte le campagne che vengono fatte sulla sicurezza stradale, si torna ancora a perdere la vita sulle strade. In questa per ora da Roncade è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Francesca Bozza con Alberto Pivetta dalla Treviso Mare. Questa l'home page del Gazzettino.it che pubblica le foto delle 3 vittime, il ragazzo, il 31enne Ludovico Brunello, residente per l'appunto a San Biagio di Callalta, Valeria Orsoni, 24enne trevigiana, che si trovava con lui sul polo, e poi Dominga Orsato, la 53enne di Asolo. Sono loro le vittime di questa tragica nottata sulla Treviso Mare. Pensate che salgono così a 28 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'anno solo nella Marca trevigiana, che resta la provincia maglia nera sul fronte degli incidenti stradali. Torneremo ovviamente a parlarne nel corso di questa prima edizione, e questo a pochissime ore e a pochi chilometri di distanza dall'incidente che è costato la vita a Dina Zanatta. Ne abbiamo parlato poco fa, ma ovviamente le indagini sono in corso da parte della polizia. È stato un pomeriggio tragico, drammatico per San Biagio di Callalta, questa donna che stava percorrendo la strada in bici e che si è vista travolgere da questi blocchi di cemento. Pare 3 blocchi di cemento che si sono staccati dal carico del camion che vedete. Sono stati attimi davvero concitati, sul posto anche la polizia locale, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il SUEM 118, una tragedia davvero assurda e chiaramente è inevitabile da parte della Procura della Repubblica di Treviso l'apertura di un fascicolo per questa morte. Si deve capire innanzitutto perché questi blocchi di cemento si sono mossi, sono di fatto caduti dal carico, si sono staccati travolgendo questa 76enne che era solita passeggiare in bicicletta lungo le vie di San Biagio di Callalta, dove era molto conosciuta lei, così come la famiglia. E a tal proposito vi farei risentire le testimonianze che sono state raccolte ieri sera sul posto dalla nostra Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto. Un grande botto. Poi è uscita. Sono uscita, sono venuta a vedere e ho visto tutto queste cose, i blocchi sopra della bicicletta della persona, insomma. Ma non sapevo chi che era, non sapevo niente. Conosceva la signora? Beh, la conosco, sì, perché se è quella che dice, sta appena avanti qua. Lei veniva sempre di qua in bicicletta, ci dico. Faceva sempre i suoi giretti in bicicletta, sempre. Mattina, sera andava dai suoi figli a trovarli, sì. E i camion passano spesso qui in questa strada? Camion, ne passa di tutti i colori qua. Senta, ma abbiamo visto l'autista che è davvero sconvolto per quello che è accaduto. Perché veniva fuori da quella stradina e davanti c'era uno che lo seguia, che gli diceva fermati, gli ha detto a sta signora. A questo punto qua gli ha detto fermati. La signora si vede che non pensava, è nata più avanti e l'ha appetato sul rimorchio. È andata più avanti, gli aveva detto di fermarsi. Sì. Si è avvicinata la signora? Sì, era già morta. Non l'ho conosciuta
chi era. No, Però- no, butta via che macchina. Senta, ma lei l'ha controllata, tutte le lastre erano addosso alla signora di cemento? Sì, tutte e 3 lastre. Sì, era solo che una roda fuori, no? Aveva la testa schiacciata e un braccio, però non l'ho conosciuta chi era. Che fine che ha fatto. Era purtroppo quando lei si è avvicinata era già morta. Sì, era già morta. Abita 500 metri da qua. Sì, 500 metri da qua. Sì. Quindi passava sempre qua in bicicletta. Sì, no, è molto conosciuta. Me dispiace tantissimo. No, è in pensione. Marito è un ex ferroviere, pensionato delle ferrovie, sì. Tutti i giorni era o camminare o bicicletta. Sì, era No. un abitué. Un abitué, sì. Faceva il giro in bici solitamente. Qua è successo, vale a capire come. Perché è una dinamica molto, molto strana, insomma. 3 blocchi che si staccano dal camion e la prendono sotto, no. Sì, la conoscevo, siamo amici da tanto tempo, qui abita vicino a mia mamma, andava spesso a trovare mia mamma, Una tragedia. immaginabile, non ci credo ancora. Passava di qua spesso lei? Sì, faceva sempre la gita in bicicletta, era molto attiva, sportiva. Queste dunque le testimonianze raccolte da Daniela Sizzia nella serata di ieri, ma vi ha già detto Francesca Bozza, ha parlato con il sindaco Valentina Pillon. Torneremo ovviamente su questa tragedia nelle prossime edizioni. Di certo una comunità, quella di San Biagio, sconvolta per questo lutto, ma anche per la morte del giovane 31enne Ludovico, che ha perso appunto la vita questa notte insieme ad altre 2 persone sulla Treviso Mare. Ma questa che ci lasciamo alle spalle è stata una notte di mobilitazione per i soccorsi nella Marca trevigiana, dove si è abbattuto in diverse zone un violentissimo nubifragio, decine di interventi dei vigili del fuoco. Con questo servizio di Nicola Zanetti facciamo il punto. L'immagine più emblematica, il SUV capovolto trascinato dalla corrente impetuosa lungo il Musone a Villa di Asolo. Dentro, fino a qualche ora prima, c'era un 34enne del posto uscito di strada sotto la tempesta in via del Maglio. Erano le 23 circa. Con una prontezza decisiva è uscito dall'abitacolo e si è aggrappato a un ramo mentre l'auto veniva portata via. Fondamentale l'arrivo dei carabinieri allertati dai testimoni. I militari si sono tuffati, lo hanno aiutato a issarsi dall'argine dopo la fuga dalla trappola mortale. L'auto ha percorso oltre 1 chilometro, recuperata poi a Riese Pio X. Una tragedia sfiorata in una serata terribile con il maltempo che ha colpito tutta la Marca, intensificandosi in alcune zone dove i disagi sono stati pesanti. Nubifragi, grandinati e forte vento, non solo la zona tra l'Asolano, la Castellana e il Grappa. Strada Cadorna all'altezza del secondo tornante, strada bloccata per alcune piante cadute durante il temporale probabilmente. Vigili del fuoco davanti di me, li avevo poco davanti, stanno liberando ora la careggiata, la sede stradale. In tutta la Marca sono state un centinaio le telefonate arrivate al comando dei Vigili del Fuoco e almeno 40 gli interventi tra Treviso, Villorba, Casier, Casale e Spresiano. Alberi caduti e pericolanti e poi numerosi sottopassi allagati. Verso le 19:30-20 è arrivato un fortissimo temporale con forti raffiche di vento e tempesta, e ha colpito un po' tutto il nostro paese, in modo particolare la zona dei Calessani, e quindi ci sono stati alcuni disagi, i sottopassi si sono allagati, per alcuni è stato con l'aiuto della protezione civile siamo riusciti a risolvere i problemi in breve tempo. Il problema più grosso rimane il sottopasso che noi denominiamo sottopasso FAS, e nella quale stiamo operando anche in questo momento per rendere la circolazione normale. A Treviso, all'incrocio tra Viale Monfenera e Viale della Repubblica, poco prima del semaforo, un grosso ramo si è staccato da un albero, mancando di poco un'auto di passaggio. Incolubi ma spaventati i passeggeri. I volontari della protezione civile hanno tenuto sotto controllo la situazione, come sempre, soprattutto le vie principali d'accesso alla città. Problemi anche per i blackout che hanno colpito intere zone della Marca.
E ci sono stati problemi anche, lo possiamo vedere dal Gazzettino.it, all'aeroporto Canova di Treviso. È stata una notte di passione per centinaia di viaggiatori, questo perché il nubifragio ha abbattuto sulla città capoluogo, e diversi voli sono stati portati a Verona, e quindi insomma i disagi si sono fatti sentire anche sui cieli. E noi adesso cambiamo argomento e cambiamo provincia. Andiamo a Venezia, a Mestre, con la nostra Ilaria Marchiori, che vedo collegata. Con Sandro Ponchio ritorniamo in via Piave. Come sapete, la nostra Ilaria Marchiori soprattutto ci racconta ogni sera i malumori, la rabbia, verrebbe da dire, dei residenti di questa zona di Mestre, una zona particolarmente soggetta al degrado. Però i residenti vogliono ripartire, vogliono ovviamente lottare contro questa condizione, ma ci racconta tutto la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. E proprio come hai detto tu, i residenti e i commercianti della zona non mollano mai e organizzano sempre moltissime iniziative. Una di queste è la cena di quartiere, che è arrivata all'11ª edizione, che si svolgerà sabato prossimo, il 17 giugno alle 19:30, proprio lungo i giardini di via Piave, che è un luogo emblematico ormai. E qui insieme a noi c'è Nicola Iannuale, il presidente del gruppo di lavoro di via Piave. Una cena che quest'anno tra l'altro sarà raddoppiata proprio a partire dai tavoli, quindi anche a livello numerico. Certo, quest'anno c'è stata un'attenzione particolare, la cena ha avuto sempre successo. Questa 11ª edizione sarà speciale anche perché ci sono state molte associazioni che hanno richiesto la loro adesione, associazioni che hanno partecipato a quella manifestazione di oltre 5.000 persone, ma moltissimi cittadini ci hanno mandato la loro adesione. Abbiamo raddoppiato i tavoli, siamo oltre 60 tavoli, sarà svolta nei giardini, nell'area che poi il comune animerà attraverso la cosiddetta Porta Verde, che così viene chiamato questo ingresso alla città, e il biglietto da visita della nostra città di fronte alla stazione, dove passano milioni di passeggeri e transitano moltissimi turisti durante l'anno. Infatti questa cena sarà un po' apripista di tutte le varie iniziative che si susseguiranno poi nel corso dell'estate, anche per continuare a dire noi residenti ci siamo, e qui non c'è solo degrado, anzi noi facciamo di tutto per combatterlo con i mezzi e le forze che abbiamo. Certo, ci sono tanti cittadini che ci abitano qui, ci sono anche moltissimi turisti, ci sono moltissime persone che attraversano queste vie per lavoro e moltissimi studenti, quindi è importante renderle accoglienti, accettabili, possibilmente a tutte le ore del giorno, anche se la zona è critica, lo sappiamo, e non spendiamo parole perché si sta anche combattendo, e chi è destinato o incaricato a fare questa attività di vigilanza e repressione. Però dall'altra parte c'è anche molta gente che ci vive e vuole rendere un luogo dove la qualità della vita sia il più alto possibile nonostante tutto. Iannuale, pochi giorni fa c'è stato questo maxi blitz da parte dei carabinieri con l'arresto di 27 persone, una di queste poi purtroppo si è tolta la vita in carcere perché non ha sopportato l'idea di dover tornare, insomma stava cercando di redimersi in qualche modo, però in molti hanno detto secondo noi cambierà poco, cioè le forze dell'ordine si fanno sentire, si fanno vedere, perché lo ricordiamo l'operazione della polizia anni fa, poi questo altro maxi blitz, l'operazione alto impatto che coinvolge tutte le forze dell'ordine, ma sembrano ancora non sufficienti. È un percorso lungo, come abbiamo sempre ribadito, il problema è complesso, bisogna affrontarlo secondo tutte le sue dimensioni, e quindi la repressione, la vigilanza è importante quando si tratta di criminalità, gli interventi sui servizi sociali quando si parla di consumo, perché è l'altra faccia della medaglia, ci sono molte persone, consumatori che
frequentano queste zone e creano disagio e creano degrado, ma vanno trattati con strumenti diversi rispetto a quello della vigilanza e della repressione, e quindi servizi di welfare territoriale. Ci vuole la rigenerazione come tra l'altro la rigenerazione che può essere la cena di quartiere, come possono essere le iniziative che il Comune ha messo in cantiere e che saranno presentate, di cui noi siamo ben contenti e sosterremo e parteciperemo. Sono tutti elementi che devono muoversi assieme per portare alla vivibilità migliore di questo territorio, che è un territorio frequentato da milioni di persone, quindi è il nostro biglietto da visita. La stazione di Mestre è la più importante stazione del nord-est, quindi non si può lasciare una cattiva immagine. Fin dove è possibile faremo il possibile perché Porta Verde sia un luogo accogliente, la frequenteremo, perché qua ci sono anche tanti imprenditori che investono nella ristorazione, Grand Central, Landa e tutti i ristoranti cinesi di qualità che stanno aprendo nell'ultimo periodo. E quindi bisogna in qualche modo sfruttare le migliori risorse per rendere il luogo il migliore possibile per tutti. I residenti, come avete sentito, non mollano e sono sempre, per così dire, sul pezzo, proprio come diciamo noi in gergo. Io ringrazio Nicola Iannuale, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Ti ringrazio, grazie davvero Ilaria, a te Sandro Ponchio, ma rimaniamo con Ilaria Marchiori per un servizio realizzato ieri. Ci spostiamo di poco, andiamo a Marghera in via della Rinascita, anche qui per una situazione di degrado. C'è la denuncia di alcuni condomini, di alcuni residenti, la situazione è allo sbando. Io continuo la lotta verso il comune perché mi sistemino l'entrata perlomeno, perché degli altri posti a me non interessa. Qua si vive, io cammino, è pericoloso anche nel camminare perché le ferriate sono tutte arrugginiti e quando cadi ti fai male. Ho già rotto 4 costole, la quinta vado dal comune che la rompo il comune. Siamo a Marghera, in via della Rinascita, e la situazione all'interno di uno dei condomini è al limite, secondo quanto racconta questa signora e altri residenti, che però preferiscono non farsi riprendere dalle telecamere. Vede? Questo è vede che è pericolosissimo, questo ti viene in testa. Ma l'ingresso fatiscente non è l'unico problema. I campanelli non funzionano e, raccontano ancora, lo scorso dicembre è scoppiato un incendio provocato dai contatori, motivo per cui ad oggi i condomini sono ancora senza luce. Ho preso fuoco tutta l'entrata, pericolosa perché non si poteva neanche uscire dal portoncino e non c'è niente di antincendio, qui non c'è nulla, non è a norma nulla. Dopo siamo rimasti senza luce e non l'hanno neanche data quando hanno cambiato i contatori. Noi viviamo con l'ansia che possa essercene un altro. Da tempo si chiede l'intervento di un amministratore condominiale, ma, raccontano i residenti, non l'abbiamo visto e quando ci sono le assemblee la comunicazione ci arriva una volta che si sono già svolte. La mandano solo a me. Gli altri condomini non sanno nulla di queste cose qua, di tutte queste raccomandate, di queste chiamate che faccio, di questi appelli verso anche il mio legale che facciamo al comune, perché loro non possono sapere nulla, non hanno nulla e non ricevono nulla. Visto, considerato che è arrivata anche la lettera l'anno scorso che l'amministratore dovevano metterlo tanto di scritto sulla mia lettera, loro devono fare quello da mettere a norma come deve essere, mettere l'amministratore. Vi dico già che siamo pronti a collegarci con Padova, collegamenti aperti anche con Vicenza e Bassano per raccontarvi questo sabato a nord-est, ma dobbiamo darvi conto di quella che è stata la notizia del giorno ieri, il via libera da parte dell'autorità regionale sanitaria e del comitato etico al secondo caso di suicidio medicalmente assistito in Veneto. Si tratta del 4º caso in Italia. A chiederlo è stata una signora di 78 anni, paziente oncologica, e partiamo dalle sue parole riportate dall'avvocato Filomena Gallo.
ha dichiarato che finalmente si sente libera di poter decidere, affermando che ha avuto una vita molto felice e morirà felice quando sarà il momento. Sono queste le parole che Gloria, signora veneta di 78 anni, paziente oncologica, ha affidato all'avvocato Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, dopo aver ricevuto il via libera al suicidio medicalmente assistito da parte dell'azienda sanitaria regionale e del comitato etico. Potrà essere Gloria stessa a decidere quando sarà l'ora di dire basta. È il secondo caso in Veneto, dopo quello del vicentino Stefano Geller, affetto da distrofia muscolare, il quarto in tutta Italia dal 2019. La procedura per Gloria, nome di fantasia, è iniziata nel novembre 2022 con l'autorità sanitaria che ha attivato un'equipe multidisciplinare, così come previsto dalla cosiddetta sentenza Cappato emessa 4 anni fa dalla Consulta. Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale rende non punibile l'aiuto al suicidio medicalmente assistito quando il malato è un malato che ha una patologia irreversibile, che produce sofferenze che la persona reputa intollerabile e mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale ed è completamente capace di autodeterminarsi. Tutte circostanze che nel caso di Gloria sono state verificate, così come sono state fissate scrupolosamente le tappe del passaggio. Non c'è personale medico disponibile, ma macchinario e farmaco saranno forniti dall'azienda sanitaria e la signora si avvarrà di un medico di fiducia e saranno forniti presso il domicilio, perché la signora ha scelto che quando sarà il momento avverrà tutto presso il suo domicilio. Parla di esempio veneto Filomena Gallo, ringraziando lo stesso Luca Zaia per la sensibilità sul tema, e questo di fronte a tante regioni che invece non stanno adempiendo, dalle Marche all'Umbria. Ma al di là della politica restano le persone. Gallo è in continuo contatto con Gloria. È emozionata, è contenta perché sa di aver ottenuto qualcosa che potrà rinviare, potrà aspettare fino all'ultimo momento e non è costretta ad andare all'estero e privarsi dei suoi cari, e potrà restare nel suo mondo, quello dove ha vissuto per 78 anni. Ripete anche che è importante che le persone sappiano, conoscano i loro diritti, e lei è orgogliosa di essere una cittadina veneta. Saliamo adesso sull'altopiano dei 7 comuni, dove questa mattina a Gaglio, in località Stoccarredo, si è celebrato l'ultimo saluto a Riccardo Baù, il trentenne. Lo ricorderete sicuramente che una settimana fa è rimasto ferito letalmente nell'esplosione di un ordigno bellico che era incastrato nel muro dell'abitazione. Stava semplicemente lavorando Riccardo. Questo l'ultimo saluto di una comunità ancora sotto shock. Una folla attonita e addolorata ha dato l'ultimo saluto a Riccardo Baù, il trentenne morto in seguito all'esplosione di un ordigno bellico cementato nel muro della sua abitazione di Stoccareddo. La chiesa della frazione di Gaglio non ha potuto contenere l'affetto di quanti hanno voluto tributare l'addio al giovane, che era molto noto nell'altopiano dei 7 comuni. La salma è giunta dalla camera mortuaria dell'ospedale di Vicenza, dove Riccardo era stato portato nella speranza di potergli salvare la vita dopo la devastante esplosione avvenuta durante i lavori di sistemazione della casa di famiglia. Baù riposerà ora nel cimitero di Stoccareddo vicino alla mamma Ortensia. Il sacerdote ha ricordato all'assemblea dei fedeli e degli amici di Riccardo che il suo funerale non è servito a ricordarne la morte, ma a celebrare il bene che aveva saputo seminare attorno a sé nella sua breve vita. Chiuso il doloroso capitolo delle esequie, resta ora da capire cosa accadrà all'abitazione di Baù, dove sembra sia presente ancora almeno un altro tubo Bettica della Prima Guerra Mondiale. Si tratta di tubi riempiti di polvere nera di cui si è fatto un ampio uso nella Grande Guerra sull'altopiano e che qualcuno ha deciso, chissà come e chissà quando, di utilizzare come anima di uno dei muri della vecchia casa di Stoccareddo. La settimana prossima si svolgeranno le prime riunioni per decidere sul da farsi, ma è plausibile che l'intervento degli artificieri possa portare all'evacuazione di molte famiglie durante l'operazione di rimozione e disinnesco.
Rimaniamo sulla cronaca, vi do questa notizia riportata anche da Treviso Today: droga nascosta sotto le piante dei giardini pubblici, 10 persone identificate a Treviso da parte della polizia locale. Continua l'operazione Quartieri Sicuri da parte degli agenti della Municipale di Treviso guidati da Andrea Gallo. La zona di Viale Francia nel quartiere San Paolo attenzionata con il cane antidroga Luke, che ha scovato alcune dosi pronte per lo spaccio proprio tra le piante. E noi adesso andiamo a Padova, a Mestrino. Vandali in azione, uno di loro è stato denunciato. Hanno dato fuoco ad una panca di legno in un parco pubblico di Via Veneto a Mestrino. 2 vandali sono stati sorpresi dai carabinieri. Uno di loro, alla vista dei militari dell'Arma, è riuscito a scappare, mentre l'altro è stato identificato e denunciato. Si tratta di un 38enne padovano residente proprio a Mestrino. I 2 sono riusciti a danneggiare il tavolo di legno dell'area verde appiccando il fuoco. Le fiamme sono state immediatamente spente e il 38enne dovrà rispondere del reato di danneggiamento. Allora, dalla regia mi dicono che siamo pronti ad andare a Padova per raccontarvi dei pellegrini che stanno raggiungendo la Basilica per festeggiare Sant'Antonio martedì 13 giugno il clou. Sono davvero tanti i fedeli dopo anni contrassegnati anche dalla pandemia, quindi vi racconteremo quello che sta succedendo a Padova. Ritorneremo ovviamente sulla strage di questa notte sulla Treviso Mare e ancora tanta cronaca. Andremo anche a Vicenza. Fra poco con noi entra la nuova assessora alle politiche giovanili del Comune di Treviso, Gloria Sernagiotto. A fra poco. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo sabato a nord-est, iniziato nel peggiore dei modi sulla Treviso Mare con l'ennesima strage sulle strade della Marca Trevigiana, 3 i morti, 3 i feriti. Davvero una strage senza fine, se considerate che ieri c'è stata quella donna travolta a San Biagio di Callalta. Queste le foto delle 3 vittime: Ludovico Brunello, 31enne di San Biagio di Callalta, Valeria Orsoni, 24enne trevigiana, e Dominga Orsato, 53 anni, che viveva ad Asolo e stava viaggiando con il compagno. Mi ha raggiunto intanto in studio, la saluto e la ringrazio, l'assessore alle politiche giovanili e alla pubblica istruzione del Comune di Treviso, il nuovo assessore, Gloria Sernagiotto. Buongiorno Sernagiotto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. E fra poco faremo il punto su diverse questioni, perché appunto non mancano mai su questo tavolo, ma in generale. Però vedo prontissima da Padova la nostra Valentina Visentin con Francesco Ratai, perché stanno entrando nel vivo i festeggiamenti per Sant'Antonio e la città è invasa da tantissimi fedeli e pellegrini. A te la linea, Valentina. Buongiorno da Padova, dalla Basilica del Santo. Continuano in questi giorni di attesa che ci preparano al giorno di Sant'Antonio, alla grande festa del 13 giugno. Qui con me c'è padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo. Una tredicina quest'anno particolarmente vissuta dai pellegrini, che tanti abbiamo visto anche nei giorni scorsi, soprattutto quelli stranieri sono tornati, ma tanti anche insomma i pellegrini da tutta Italia. Dopo il ridimensionamento dovuto al Covid si può certamente assistere a questo grande ritorno. Già l'anno scorso avevamo avuto dei bellissimi segni di ripresa. Ecco, sono tante le persone che arrivano in Basilica e tutti insieme creano questo bel clima di festa e di affetto nei confronti di Sant'Antonio, a dire come la famiglia antoniana sparsa nel mondo e soprattutto qui nelle vicinanze di Padova sia davvero affettuosa e calorosa nei confronti di questo santo tanto amato. Ecco, anche quest'anno, come negli anni precedenti, si ricorda un anniversario importante nella vita di Sant'Antonio. Lo ricordiamo, qual è il messaggio quest'anno? È un messaggio un po' simbolico che nasce da questo episodio accaduto nel 1223 in cui Sant'Antonio a Rimini, non ascoltato dalle persone, si ostina comunque a predicare il Vangelo
e lo annuncia, come dicono le fonti, a creature irragionevoli, rivolgendo la sua parola ai pesci. E questo ci dice da un lato l'efficacia, la fecondità del Vangelo, che non può fermarsi, e dall'altro anche il fatto che quelle persone magari così apparentemente lontane, simboleggiate dai pesci, possono comunque riaccogliere questa bella notizia. Non è mai troppo tardi per ricominciare, per riaccogliere il messaggio di Gesù. Siamo nel vivo della Tredicina, tantissime le diocesi che si stanno alternando, insomma, durante le messe serali, e tanti messaggi che stanno arrivando. Sì, soprattutto le diocesi del Triveneto, accompagnate dai loro pastori, dai loro vescovi. Nelle omelie che vengono offerte ai fedeli ritornano dei temi molto belli, molto attuali. Ecco, volessi sintetizzarli, direi soprattutto così: l'importanza di fermarsi, di ascoltare il Vangelo, e l'importanza di farne tesoro per tornare a costruire relazioni buone tra di noi, e portando nel cuore di Sant'Antonio anche questa grande intercessione per la pace nel mondo. E allora adesso manca solo la processione che si svolgerà il 13 giugno, speriamo nel tempo, insomma, che come ogni anno sia clemente per garantire, insomma, tutti quanti di poter vivere appieno la processione che tornerà dopo l'anno scorso già nelle strade della città. Un grande momento di festa che, come sappiamo, è molto molto partecipato, forse il momento in cui con maggiore evidenza si può notare la diversità delle persone che seguono Sant'Antonio, nel senso che i volti pellegrini vengono davvero da tutte le parti del mondo, e quindi è motivo di gioia, di lode e di benedizione. E allora aspettiamo il 13 giugno e ringraziamo Padre Antonio Ramina per averci accompagnato anche oggi in queste giornate che precedono la festa di Sant'Antonio. Dalla Basilica del Santo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Valentina Visentin con Francesco Ratai da Padova, ma rimaniamo a Padova perché proprio Valentina e Francesco hanno anche sentito le opinioni, le testimonianze, le emozioni dei tanti fedeli che stanno raggiungendo la Basilica. Molti oggi fuori dalla Basilica hanno acquistato il pane del Santo, il cui ricavato è destinato alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna, centinaia i pellegrini già arrivati a Padova per la festa del Santo. Il gruppo nostro è partito da Monselice alle 4 di questa mattina e poi abbiamo fatto questa tappa lunga e a mezza via ci siamo uniti noi al gruppo, poi un altro Rosario fino ad arrivare qua. Esatto. E lo fate ogni anno in vista di Sant'Antonio? Lo facciamo tutti gli anni in vista di Sant'Antonio. Da dove venite? Da Milano. E siete molto devoti a Sant'Antonio? Tanto, tanto. E quindi siete venuti qui per la festa del 13 giugno? Sì, noi puntualmente ogni anno veniamo qua, puntualmente, sì, perché è un voto che ha fatto i miei genitori. Da Napoli. Siete devoti a Sant'Antonio? Certo. Siete qui per la festa del 13 giugno? Siamo qui per una cosa di salute. Ho mio cognato in ospedale che è stato trapiantato ai polmoni. E quindi pregate Sant'Antonio? Certo. Da dove venite? Dalla provincia di Bari. Siete pellegrini di Sant'Antonio? No, siamo venuti qua, però veniamo sempre a Sant'Antonio. Tantissimi, anche gli stranieri. Where are you from? From Norway. De la France, oui. Where are you from? Sant'Antonio. Sì, conosco Sant'Antonio. Lui fa ritrovare le cose perdute. Lost things. Yes. Ecco, questo è il clima che si sta respirando a Padova, ma c'è da dire una cosa, sono tante le città del Veneto che si stanno riempiendo di turisti e Treviso ha vissuto una primavera importante e si appresta a vivere un'estate da un plane, almeno questi sono i dati, sono le tendenze. So che non è il suo referato, però magari una battuta, Assessore. È un referato che ha tenuto il Sindaco proprio perché lo considera centrale
centrale per la nostra città. Vedo che i turisti sono in crescita costante ed è una cosa che ci fa enormemente piacere. Stiamo cercando di rendere la città il più possibile ospitale, il più possibile a misura di turista e credo che di questo poi beneficeremo tutti, beneficeranno le attività produttive, i nostri commercianti, i nostri negozianti e niente, per cui dopo il Covid devo dire che i numeri sono cresciuti in maniera importante e speriamo di crescere sempre di più. Treviso piace, ne ho avuto conferma anche l'altro giorno che ho avuto modo di partecipare all'inaugurazione di una mostra organizzata con una rappresentanza cinese e proprio i cinesi mi dicevano quanto apprezzano e quanto amano la nostra città, addirittura che a volte preferiscono fermarsi a Treviso anche se sono venuti per andare a Venezia, in realtà poi si innamorano di Treviso, quindi direi che insomma stiamo andando nel verso giusto. Ma insomma, continuiamo questo nostro viaggio nel Veneto, andiamo a Bassano del Grappa con il nostro Alex Giuliano che si trova con Alessandro Costacurta, perché quella di oggi per Bassano è una giornata importante, la città si riappropria di uno spazio storico. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in una cornice storica, suggestiva, straordinaria. Siamo a Bassano del Grappa, stadio Mercante, il velodromo del Mercante, perché oggi è una giornata, come vi dicevo, davvero speciale per la città e per tutti gli sportivi, perché viene restituito il velodromo, un velodromo con un manto nuovo, quindi una pista nuova, insomma un cerchio che si chiude perché sono tanti anni che si voleva arrivare a questo obiettivo, ma oggi è una giornata anche di sport e di grande sport, perché noi abbiamo il piacere di ospitare, di avere qui ai nostri microfoni il campione del mondo juniores Mattia Predomo. Mattia, intanto complimenti e poi a caldo, visto che sei appena sceso dalla bici, un commento su insomma questo nuovo velodromo con questo nuovo manto. Intanto grazie mille a voi per avermi appunto ricevuto qua in questo nuovo velodromo. Come hai detto te, sono appena sceso dalla pista e devo dire la verità, tanta roba, molto bello, soprattutto immagino per questi ragazzini che sono alle prime armi, comunque è perfetto, soprattutto regge molto bene anche le basse velocità, ho provato prima per dire nelle curve, quindi super sicuro, molto meglio che stare in strada ad allenarsi, lo so per esperienza, è pericoloso, lo sappiamo tutti. E devo dire che avere una struttura del genere comunque anche abbastanza lunga rispetto a un velodromo diciamo classico dove si corre ad esempio la categoria elite è veramente utile, soprattutto perché ci si può allenare veramente bene qua e nelle categorie giovanili è molto utile avere un velodromo del genere. Insomma abbiamo visto tanti giovani seguirti, guardarti, cercare di carpire anche qualche tuo segreto. Tu hai una maglia davvero prestigiosa che indossi, dicevamo campione del mondo juniores, con un sogno e un obiettivo, perché le prossime Olimpiadi sono vicine. Sì, un sogno, un obiettivo sarebbe Parigi. Adesso assieme alla mia squadra, la Campania Imballaggi Geotex Trentino, stiamo facendo in tutti i modi, provando questa qualifica. Ovviamente ci crediamo, appunto come hai detto te, i ragazzini guardavano così, molto bello, perché appunto far conoscere questo sport che è un po' di nicchia ancora, penso sia molto utile, molte generazioni che verranno saranno anche più intrigate magari a venire in pista e a provare. E allora da un fiore all'occhiello del nostro sport adesso ci spostiamo con Felix Zanatta, con l'architetto Felix Zanatta, perché questo è un velodromo che torna a essere un fiore all'occhiello di Bassano. Sì, questo velodromo che è stato realizzato nel 1971 e su cui sono stati svolti i mondiali del 1985, fin da allora non aveva più avuto importanti manutenzioni. Finalmente l'amministrazione ha ritenuto opportuno, ma era anche doveroso, procedere con questo lavoro di ristrutturazione e di risanamento. Il lavoro si è protratto con la stesura di un manto di resine appositamente sviluppate dalla Mapei e insomma diciamo che in termini della sicurezza, come diceva prima anche Mattia, il campione del mondo, abbiamo risolto problematiche importanti, perché prima insomma il velodromo era ai limiti della praticabilità in termini di sicurezza. Quindi avete capito, una giornata davvero unica, speciale, irripetibile, ricca di emozioni qui a Bassano, e proprio dalla splendida cornice che tra un po' si animerà con ancora più corridori e ancora più pubblico del velodromo Mercante è tutto, e noi restituiamo la linea.
Grazie davvero Alex, una giornata importante per Bassano, si inaugura questo velodromo storico, lo avete sentito l'atleta intervistato da Alex, è importante avere questi spazi per togliersi anche dalla strada e il tema è quello di queste ore. Tra l'altro permettetemi di salutare, perché ci segue sempre, Stefano Nadal, lo abbiamo intervistato più volte qui su Antenna 3, uno dei testimonial della sicurezza stradale nella Marca Trevigiana e non solo. Diciamo che lui porta sul suo corpo i segni di un grave incidente stradale che ha avuto da giovane, quindi un abbraccio e un saluto a Stefano Nadal. Assessore, io partirei proprio da qui, dalla necessità di fare qualcosa nelle scuole. So che lo state facendo, le istituzioni sono presenti, la provincia di Treviso è presente, questo va detto, però sembra non bastare. Non è mai sufficiente purtroppo, quello che stiamo facendo e continueremo a fare è sensibilizzare i ragazzi e già tra l'altro ci tengo a dirlo, è dei giorni scorsi la premiazione della classe terza B che ha vinto il primo premio del contest Buona la Prima, che è stato organizzato dal nostro comando di polizia locale e invitava i ragazzi, hanno partecipato 450 studenti di medie e superiori della città di Treviso a produrre un video con smartphone, quindi un video autoprodotto proprio per sensibilizzare sul tema del non mettersi alla guida quando si beve troppo. E questo è un video che tra l'altro è stato poi realizzato un vero cortometraggio fatto da professionisti e c'è già l'impegno di diffonderlo il più possibile, verrà proiettato nei cinema, verrà diffuso ovviamente sui canali social e anche nelle discoteche. Io vorrei anche però la collaborazione dei dirigenti scolastici per portarlo nelle scuole, per farlo vedere ai ragazzi. Mi piacerebbe una giornata dedicata proprio a questo tema per spiegare loro che la vita è preziosa e che basta un drink di troppo per perderla. E invece devono averne cura loro prima di tutto e quindi questa è una iniziativa, ma ne faremo tante altre perché il tema purtroppo è costantemente di attualità. Assolutamente, e i fatti di queste ore lo testimoniano. Tra l'altro fra poco avremo in studio anche Romina Ceccato, la conoscete tutti, presidente di Alba Luci sulla Buona Strada, associazione nata nel 2019 dopo la tragedia sulla Jesolana, costata la vita a 4 ragazzi, 4 angeli, così sono stati poi rinominati, quindi sarà presente con noi, con Adriano Battistuzzi, un autotrasportatore molto noto per la sua attività in tutta la provincia di Treviso e non solo, in tutto il Veneto, che sta portando avanti un'importante iniziativa di sensibilizzazione. Del resto queste immagini non mentono, Alessandro, possiamo metterle perché appunto questo è lo schianto di questa notte a Roncade, è costato la vita appunto a 3 persone e ci sono 3 feriti anche gravi e ieri, soltanto ieri, la morte di Dina Zanatta, questa 76enne che stava passeggiando semplicemente in bicicletta a San Biagio di Callalta, è stata travolta da 3 blocchi di cemento, una tragedia davvero assurda. Fatto sta che sono 28 dall'inizio dell'anno le vittime sulle strade della Marca Trevigiana, quindi è bene l'iniziativa nelle scuole, però appunto qua bisogna accelerare. Ieri poi ne abbiamo parlato anche con Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso. C'è tutto il fronte della sicurezza stradale, assessore Sernagiotto, ma c'è poi anche quello della violenza di genere. Anche qui la cronaca di queste settimane ci ha portato proprio nell'orrore. C'è il dramma di Giulia Tramontano, se ne sono occupati tutti, ma rimaniamo anche nella Marca Trevigiana, il giallo di Anica Panfile, la 31enne trovata morta sul greto del Piave qualche settimana fa. C'è un fascicolo per omicidio volontario aperto presso la Procura della Repubblica di Treviso e purtroppo si continua a morire, le donne continuano a morire. Ne ha parlato ieri da Bruno Vespa, ospite di Bruno Vespa, Giorgia Meloni, la Premier Meloni, che ha lanciato una iniziativa specifica. Sentite Meloni. Noi stiamo lavorando in occasione della giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, a me piacerebbe portare le vittime, i parenti delle vittime, le vittime chiaramente che ci sono ancora, o i parenti di quelle che non ci sono più, a raccontare la loro vicenda nelle scuole, quelli che sono disponibili chiaramente. Perché guardi, una cosa è citare i numeri non danno conto, no? Quando dici la violenza contro le donne aumenta, le vittime aumentano, più 5%. I numeri non fanno la storia delle persone. Ma quando ti trovi di fronte all'impatto di una persona come te, che ha vissuto storie come quelle che si possono raccontare, io credo che niente sia più educativo. Per cui ho detto tanto al ministro Roccella quanto al ministro Valditara che nella settimana della giornata internazionale contro la violenza sulle donne bisogna riuscire a fare questa operazione di coinvolgere più studenti possibili. Coinvolgere più studenti possibili, dice Giorgia Meloni. Lei, Sernagiotto, accoglie questo appello? Certamente sì, certamente sì. In realtà parlavo proprio ieri con l'assessore Tessarolo che già abbiamo in programma la prossima settimana un incontro con i dirigenti scolastici per un progetto proprio su questo tema di prevenzione della violenza di genere da portare nelle scuole. Però è soltanto una delle iniziative. Io vorrei riuscire a trasmettere l'educazione al rispetto ai ragazzi e anche nelle ragazze la capacità di riuscire a denunciare, perché molto spesso si sottovalutano le prime avvisaglie di violenza, non gli si dà importanza e poi può diventare troppo tardi. Quindi il non avere paura, il non vergognarsi e il chiedere aiuto, ed è su questo che vorrei lavorare, sull'educazione al rispetto e sulla capacità di chiedere aiuto quando se ne ha bisogno. Lei come li vede i giovani, i giovanissimi? Percepiscono questo tema, ne hanno consapevolezza, sono più maturi di noi adulti? Ma guardi, io devo dire che nei bambini, io parlo per l'esperienza diretta che ho di mio figlio che ha 8 anni, nei bambini vedo grande rispetto, chiaramente nella divisione di passioni e di giochi, ma sempre molto attenti nel darsi una mano. È crescendo, secondo me, che dobbiamo lavorare, perché i bambini hanno una sensibilità diversa, per cui è sul target dei ragazzi più grandi che dobbiamo lavorare e in maniera incisiva per dare loro dei messaggi, ripeto, educativi e di rispetto, che poi non è soltanto tra uomo e donna, è il rispetto verso l'altro, anche verso etnie diverse, religioni diverse, ed è su questo, sull'integrazione e sull'inclusione anche dei ragazzi con disabilità, del cercare di capire che siamo tutti parte della stessa comunità. Il tema più ampio, lo abbiamo titolato, è anche quello del bullismo. Se ne è parlato tanto in questi mesi anche a Treviso, ci sono stati dei fatti di cronaca anche nelle scuole. Lei so che ha qualcosa in mente su questo. Sì, assolutamente. Ho letto proprio nei giorni scorsi e purtroppo non ho avuto ancora il tempo di incontrare tutti i dirigenti scolastici, perché ricordo che sono stata nominata una settimana fa, per cui sto cercando di entrare velocemente nel vivo di tutti i temi. C'è stata la denuncia di episodi di cyberbullismo nella scuola Serena. Chiaramente si tratta di gruppi WhatsApp, di gruppi social che la scuola non può controllare e lì intervengono le famiglie. Io credo fortemente nell'alleanza scuola-famiglia, in cui mi ci metto anche io come assessore, come amministrazione comunale. Dobbiamo lavorare insieme e fare squadra in modo da riuscire a intervenire nei vari contesti, perché magari interveniamo nelle scuole e poi il problema si sposta da un'altra parte. E quindi, come anche con le associazioni sportive, penso che siano tutte realtà che ruotano attorno ai bambini, ai giovani, ai ragazzi, ed è attorno a loro che dobbiamo costruire i progetti per aiutarli nel loro percorso di crescita. Magari lei dice si lavora tanto nelle scuole e meno sulle piazze sostanzialmente, quindi serve veramente un lavoro di squadra con le associazioni sportive e quant'altro, certo. Perché poi finita la scuola tanti ragazzi sono per strada. Certo, e infatti anche col progetto Giovani ci sono già tante iniziative in piedi, altrettante ne vorrei realizzare proprio per dare ai ragazzi delle alternative positive rispetto
diciamo così, allo stare oziosi davanti ai social network in maniera fine a se stessa. Mi piacerebbe coinvolgerli in tante attività perché possano anche trovare e scoprire magari delle passioni, trovare la loro strada anche per il futuro, e quindi in questa direzione sicuramente lavoreremo. Allora, Gloria Sernagiotto resta con noi anche perché ci deve dire ancora parecchie cose, no? Ci deve raccontare anche la sua prima settimana, di fatto 10 giorni da assessore della giunta Conte bis, e quindi insomma resta con noi. Però mi chiede la linea da Vicenza Carlo Inghilleri, che ci racconta una storia davvero straordinaria, la storia di un appassionato di foto, di grande storia, che ha trovato una cartolina di 80 anni fa scritta da un internato in un campo di lavoro in Germania e l'ha consegnata alla figlia che vive a Marano Vicentino. Ma ci racconta tutto con il diretto interessato Carlo Inghilleri. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno a Enrico Dolgan. Oggi vogliamo raccontarvi una storia davvero speciale, sì, perché forse non lo sapete, però Enrico è un cacciatore di ricordi. Viene da Schio, fa l'apicoltore, fa anche la guida naturalistica, ma ha una passione per la storia, e questa passione lo ha portato a trovare una cartolina che arriva direttamente dal 1943. Sì, una cartolina che è stata spedita da un campo di concentramento, da un internato, e visto che il destinatario non è mai arrivata a destinazione questa cartolina, e quindi io l'ho recuperata da un antiquario e da un collezionista, e quindi dopo ho pensato di poterla restituire alla famiglia, ai familiari, insomma, e finalmente dopo 80 anni questa cartolina, e ci siamo riusciti, insomma, grazie anche all'aiuto del sindaco che mi ha dato una mano con l'anagrafe. Abbiamo recuperato la famiglia e abbiamo restituito la cartellina. Insomma. Questa è una storia che ci arriva da Marano Vicentino, dove un internato nel 1943, stiamo parlando di Domenico Silvestri, da un campo di lavoro proprio in Germania scrive alla moglie Teresa. Ebbene, oggi purtroppo Domenico non c'è più nemmeno la moglie Teresa, però ha trovato la figlia Maddalena. La figlia Maddalena, che all'epoca aveva 2 anni, era nata da poco, e poi lui è stato fatto prigioniero, e quindi insomma la Maddalena e poi la figlia e le nipoti, insomma, sono stati contenti di ricevere questa sorpresa, insomma, dopo 80 anni. Questa cartolina. Una lettera che arriva, una cartolina che arriva dal passato. Dal passato, sì. In realtà io l'ho cercata, l'ho trovata perché stavo cercando delle tracce, diciamo, tangibili, degli oggetti da usare poi per un'escursione con dei bambini, per parlare della storia e dell'archeologia locale. E quando si parla di storia e di archeologia, secondo me toccare degli oggetti, prendere in mano qualcosa e capire che la seconda guerra mondiale non ci ha sfiorati, ma ci ha toccati da vicino, perché ad esempio molti paesani e anche di paesi limitrofi sono stati fatti prigionieri, catturati, deportati, e di alcuni casi non sono più tornati, alcuni casi sono tornati, e quindi magari toccare la cartolina ai bambini serve per capire meglio cos'è stata la guerra e cos'è la guerra. Purtroppo questi fatti si ripetono tuttora. Un cacciatore di ricordi, dicevamo, sì, perché non è la prima volta che trova un reperto che arriva proprio dalla nostra storia, che ha toccato il Vicentino e che in qualche modo restituisce ai legittimi proprietari. Sì, l'anno scorso, un anno fa, avevo restituito proprio al presidente del mio consiglio di quartiere, Bruno Saccardo, una cartolina spedita da suo padre e a sua madre, che non aveva mai ricevuto e che lo ha commosso molto. È stata una storia molto toccante l'anno scorso. In realtà io poi sono andato in cerca di altre cartoline, perché nello stesso lotto di materiale ho visto che ce n'erano delle altre, quindi ho trovato anche questa. Ho detto vabbè, mi sembra giusto, insomma, fare questo sforzo per restituirla, almeno dove è possibile, ritrovare i parenti, insomma. Invece la prima che io avevo ritrovato, lì la storia è finita lì, perché la metterò in collezione, perché quella si è estinta, insomma, sono estinti i rami, gli assi ereditari non c'è più, insomma, sono emigrati, eccetera, quindi non abbiamo più notizie dei parenti.
Bene, quindi insomma certe volte è possibile restituire agli eredi di questi protagonisti della storia del Vicentino questi reperti, in questo caso la cartolina, in altre occasioni, in altri casi non è possibile, però ecco, è bello sapere che ci sono persone come Enrico Dolgan, che io ringrazio per essere stato qui con noi e per averci raccontato la sua storia, che fanno i cacciatori di ricordi. Ecco, io ringrazio lei come cacciatore di ricordi. Continui così, io direi che da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Ecco, questa è la testimonianza, grazie Carlo, di un cacciatore di ricordi. È bella l'espressione utilizzata da Inghilleri. Sernagiotto, allora, lei resta, abbiamo detto, con me. Mi dicono dalla regia che già si è collegato teoricamente Andrea Rossi, che è primario della geriatria di Treviso, è quasi pronto perché ci parlerà della Longevity Run e di quello che sta succedendo proprio in queste ore a Treviso, check-up gratuiti per la terza età. Tutto questo subito dopo la pubblicità, fra pochissimo. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato a Nord-Est. È rimasta con me Gloria Sernagiotto, neoassessore alle politiche giovanili del Comune di Treviso, e si è collegato il dottor Andrea Rossi, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria al Cafoncello, primario, volgarizzo un attimo, dottor Rossi, della geriatria. Perché? Perché mi piaceva questo match fra nuove generazioni e terza età, in una città dove la qualità della vita è alta come Treviso, ma come diciamo sempre si può fare sempre di più. Anche per questo è arrivata a Treviso la Longevity Run, con tutta una serie di iniziative annesse. È così, dottor Rossi? Sì, è così. Questa è una 2 giorni organizzata dal Centro per l'Invecchiamento della Marca Trevigiana, ovvero l'Healthy Aging Center dell'ASL 2, che presiedo insieme alla dottoressa Volpato, primario della geriatria di Conegliano, e alla dottoressa Barbato, primario della geriatria di Montebelluna, oltre a Karen Baccaglini, neonominata primario delle cure primarie territoriali. È coinvolto in maniera estremamente attiva, diciamo che è lui il deus ex machina di questa iniziativa, il dottor Claudio Dario, che presiede il centro studi Lorenzon, e poi è coinvolta l'Università Cattolica di Roma, e questa 2 giorni è dedicata alla salute dei trevigiani, con manifestazioni collegate tra loro ma diverse. Oggi infatti presso Villa Lorenzon si è tenuta una conferenza per dare spazio a una forza del territorio trevigiano, che sono le associazioni dei malati, in particolare i malati di Parkinson, come voluto fortemente da chi ha la contessa Lorenzon, che ha fatto il lascito del centro studi all'Università Cattolica, i malati di diabete, di patologie reumatologiche e soggetti con Alzheimer della Marca Trevigiana e per i loro familiari. Da questa mattina, inoltre, fino alle ore 17 di oggi, è previsto un check-up gratuito per tutta la popolazione trevigiana maggiorenne, quindi non solo per gli anziani, ma anche dai 18 anni in su, perché la prevenzione inizia da quando si è giovani per non diventare appunto poi anziani malati, offerto dalla Cattolica di Roma. Ed infine domani mattina alle 9 a livello del Bastione San Marco è prevista la Longevity Run vera e propria, ovvero una marcia non agonistica, quindi per tutti, che toccherà i punti più rappresentativi della sanità trevigiana, aperta a tutte le età. Venite quindi con figli, nonni e nipoti, perché tutti sono i benvenuti per questa manifestazione. Siamo molto contenti. Dottore, solo una cosa. Intanto ringrazio Carlo Vettore che ha messo a disposizione le immagini della mattinata. A livello di comunicazione di servizio, quindi chi è interessato può ancora venirvi a trovare nel corso del pomeriggio? Sì, qui a Villa Lorenzon, quindi sul PUT a 200 metri da Porta Santi 40, subito dopo
l'Istituto dei Carmelitani in via Oberdan numero 5. Si può parcheggiare dai Carmelitani sostanzialmente e si può venire per fare l'indagine su quelli che sono i principali 8 fattori di rischio cardiovascolari che appunto vengono valutati con un piccolo prelievo del sangue e con una serie di domande. Dal suo osservatorio privilegiato, dottor Rossi, che fotografia scatta alla terza età della Marca Trevigiana? Come stanno i nostri anziani? Allora, io credo che i dati che raccoglieremo anche in questi giorni ci aiuteranno ad avere una fotografia più precisa rispetto al nostro stato di salute. Treviso e il Veneto in generale si pongono rispetto alle statistiche nazionali sostanzialmente all'interno della media nazionale. Se pensiamo per esempio al numero dei centenari, a Treviso ne abbiamo circa 200, che sono comunque un numero di tutto rispetto. E in generale anche in Italia il nord-est, subito dopo il nord-ovest, è una delle regioni che presenta un maggior numero di centenari. Centenari che sono, per qualche dato per definirli meglio, per ben l'83% sono donne. Quindi sappiamo che gli uomini vivono meno delle donne, ma questo è testimoniato anche dal numero di centenari che è nettamente superiore per quanto riguarda le donne. E un altro dato interessante è che l'87% degli ultra 105enni, che sono gli ultracentenari sostanzialmente, vive ancora in famiglia o comunque a casa, mentre invece solo un 13% è istituzionalizzato, perché essere gli affetti familiari e circondarsi di amici è indubbiamente uno dei segreti della longevità. Quindi il connubio di cui parlava prima di giovani e anziani indubbiamente è un connubio vincente, perché come dico spesso anche ai miei collaboratori, gli anziani li curiamo meglio con i giovani. Quindi il dialogo intergenerazionale, chiamiamolo così, utilizziamo questo termine un po' difficile, però alla fine può funzionare, può essere elemento di cura per gli anziani, ma può essere uno stimolo invece per i giovani. Assessore Sernagiotto. Anche una grande sensibilizzazione per i ragazzi, no? Tra l'altro purtroppo io vedo ci sono bambini che magari non hanno più i nonni e quindi avvicinarli agli anziani della nostra città credo sia bellissimo in un percorso di crescita per loro e per gli anziani, per sentirsi meno soli, perché guardi, io sono stata con mio figlio che gioca nel Treviso Calcio, abbiamo fatto degli allenamenti di calcio in una casa di riposo ed è stata un'esperienza bellissima perché gli anziani erano così felici, così contenti, i bambini sono andati a salutarli, ad abbracciarli, è stato un momento di gioia e di condivisione che mi piacerebbe venisse ripetuto, ma sono convinta che ci sono anche tante altre realtà che fanno questo tipo di iniziative. Io ho vissuto direttamente questa e mi piacerebbe per esempio anche che i giovani si mettessero a disposizione degli anziani per insegnargli l'uso delle nuove tecnologie. Pensiamo ai nostri anziani, la difficoltà di usare lo SPID, le ricette elettroniche, per loro è un mondo lontano e difficile. E allora perché i nostri ragazzi non possono mettersi a disposizione, rendersi utile e creare queste connessioni intergenerazionali che possono essere una crescita reciproca. Quindi buone e sane relazioni umane, movimento, dottor Rossi, e ovviamente una sana alimentazione. E poi? Ci sono alcune abitudini nocive, ma ormai diciamo che sono dei messaggi che sono passati sia a livello istituzionale che ormai entrano nelle nostre case in maniera forte, quindi evitare cibi con alto contenuto di grassi saturi, quindi grassi in particolare di origine animale, consumare una quantità di frutta e verdura, in particolare verdura, almeno secondo i dettami della dieta mediterranea, 4-5 porzioni al giorno e evitare abitudini certamente dannose che aumentano quel rischio cardiovascolare e anche il rischio di neoplasie, ovvero l'abitudine al fumo e l'abitudine
ad assumere quantità di alcol in modo continuo, abituale, quotidiano. Le posso chiedere, dottore, qual è il limite del bere dell'alcol? Parliamo per un soggetto anziano, un bicchiere di vino rosso al giorno, mezzo bicchiere, 2 bicchieri, perché su questo ci sono tante voci a riguardo. Lei che cosa consiglia per esempio ai suoi pazienti? È la stessa domanda che fece a un corso elettivo al mio professore di neurologia, ma non c'è una risposta valida per tutti, nel senso che la tolleranza all'alcol e gli eventuali danni da alcol sono diversi da persona a persona. Tuttavia vengono considerate dal punto di vista nutrizionale, perché io sono anche nutrizionista, vengo dalla scuola del professor Zamboni di Verona, viene considerato dannoso più di un bicchiere complessivo al giorno, quindi sopra le 7 unità settimanali, il che vuol dire più di mezzo bicchiere. Quindi parliamo di vino rosso. Birra o vino in realtà non fa grossa differenza. Alcol in genere. Ovvio che le unità alcoliche sono maggiori per quanto riguarda il vino rosso, ma la regola è non più di mezzo bicchiere a pasto. Senta, dottore, nella sua pratica quotidiana qual è la patologia più ricorrente o quella che ultimamente è più frequente? Allora, nelle nostre corsie la gran parte dei ricoveri sono determinati da scompenso cardiaco in particolare, motivo per cui stiamo creando un percorso in modalità mista telemedicina e visite in presenza per seguire i nostri pazienti anche dopo il ricovero ospedaliero per scompenso cardiaco e ridurre quindi i ricoveri, cioè il fatto che un paziente che entra per scompenso cardiaco poi con la terapia stia meglio e sia possibile mandarlo a casa, ma molto spesso magari nel giro di qualche settimana o qualche mese ritorna in ospedale. Cerchiamo di evitare questo organizzando un monitoraggio del paziente a domicilio. Poi abbiamo purtroppo tanta patologia neoplastica che è causa di ospedalizzazione e tante patologie infettive, in particolare di tipo polmonare, anche non Covid correlate chiaramente, ma sempre di tipo sia virale che batterico. Dottore, io la ringrazio davvero per questa fotografia molto puntuale ai nostri anziani. Ricordiamo quindi l'evento, questa 2 giorni che si è aperta a Treviso, check-up gratuiti in corso, mi corregga se sbaglio, a Villa Lorenzon e domani questa Longevity Run, la prima edizione trevigiana dopo quelle che hanno avuto un enorme successo lungo lo stivale, in particolare a Roma. Ho detto bene, dottore? Perfetto, domani alle 9 Bastione San Marco, Longevity Run, per fare proprio uno di quegli esempi di comunione tra giovani e anziani, come quello a cui si riferiva prima l'assessore. Domani vedremo bambini e anziani camminare insieme attraverso le mura cittadine. Grazie dottore, buon lavoro, perché insomma per lei sarà sicuramente un weekend di lavoro. Grazie al dottor Andrea Rossi, direttore dell'unità operativa complessa della geriatria al Cafoncello di Treviso. Grazie ancora dottore. Assessore Grazie Sernagiotto. a lei e ai suoi spettatori. Grazie, gentilissimo. Assessore Sernagiotto, veniamo a lei. Com'è stata questa prima settimana da assessore della Giunta Conte? È stata una settimana molto intensa anche perché io non amo perdere tempo e quindi ho cercato di entrare subito nel vivo delle questioni e ho avuto incontri con i dirigenti, i dipendenti dei miei settori di riferimento e sento addosso una grande responsabilità. Una persona, commentando le deleghe che mi sono state date dal sindaco Mario Conte, che ricordo essere le politiche giovanili educative e l'istruzione, mi ha detto: hai in mano il futuro. Ed è proprio così, mi vengono i brividi a dirlo. Tanto per non metterle ansia. Tanto per non mettermi pressione. Però la vedo una grande sfida e sono orgogliosa che il sindaco abbia creduto in me, mi abbia dato fiducia attribuendomi delle deleghe così importanti. E sul futuro io voglio lavorare e lo voglio fare in maniera
aprendo un dialogo, quindi voglio parlare con i bambini, voglio parlare con i ragazzi per capire da loro cosa possiamo fare noi per loro, perché in fondo stiamo costruendo il loro futuro. E quindi mi piace l'idea di dialogare, non mi piace parlare di giovani, vorrei parlare con i giovani e creare un asse e un dialogo sempre aperto. Io l'ho già detto e lo ribadisco, la mia porta in ufficio è sempre aperta, contattatemi, contattate i miei uffici, io sono disponibile ad ascoltare tutti e a trovare insieme a voi le soluzioni migliori per la nostra città. Quindi sono in corso quelle che possiamo definire delle ricognizioni. Certo, devo dire che i progetti aperti sono tantissimi. Ho cercato di informarmi sulle tematiche che ritenevo in questo momento più importanti, a partire dai centri estivi, che la scuola insomma è finita tra ieri e oggi. Ho iniziato anche un tour delle scuole, ieri sono stata alle scuole Carrera, oggi alla primaria 1° maggio. E a salutare i bambini, a salutare le famiglie, ma soprattutto a ringraziare il personale, i docenti e tutti i collaboratori delle scuole per tutto quello che fanno. Devo dire che ho percepito nei pochi insegnanti che ho avuto modo di incontrare tra ieri e oggi tanta passione e secondo me il motore di quel tipo di lavoro è proprio la passione, la voglia di mettersi a disposizione dei bambini e dei ragazzi e anche delle famiglie, come dicevo prima, no? L'asse scuola-famiglia è fondamentale. E tra l'altro se posso vorrei invitare tutti i ragazzi oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 che c'è la festa Time to Party, la festa di fine anno scolastico organizzata dal progetto Giovani. La sede è l'ex patinodromo e ci sarà musica, ci saranno giochi, ci sarò io, così avrò anche l'opportunità di conoscere i ragazzi e tenerli sotto controllo e di controllarli, di augurare loro una buona estate, delle buone vacanze, raccomandandomi però di divertirsi sempre con responsabilità. A proposito di vacanze, a proposito di estate, c'è tutto il capitolo dei centri estivi. Ne abbiamo già parlato qui su Antenna 3, non solo relativamente a Treviso città, ma a tutti i comuni della Marca e non solo della Marca, ovviamente centri estivi che costano e costano sempre di più e gravano sui bilanci familiari. Cosa possiamo dire alle famiglie trevigiane? Allora, l'estate io lo dico sempre, lo dico prima di tutto da mamma, è molto lunga. E non è facile perché i genitori lavorano e non possono certo prendersi la stessa pausa estiva dei figli. I nonni non sono sempre disponibili, non è neanche corretto pesare sempre sui nonni e quindi l'amministrazione comunale dà dei contributi alle famiglie e tra l'altro poi io darò qualche informazione ma invito tutti a guardare il nostro sito internet, a prendere informazioni dall'ufficio scolastico perché abbiamo istituito l'elenco degli enti gestori che aveva come condizione fondamentale che tenessero un prezzo calmierato, al massimo 110 euro alla settimana. E quindi ci sono 30 centri estivi dentro a questo albo, di cui 20 sono educativo-ricreativi, 10 invece sono camp sportivi. E lì le famiglie trovano dei prezzi calmierati e l'elenco è consultabile sul nostro sito internet. Dall'altro lato diamo dei contributi alle famiglie, dei contributi che coprono interamente la spesa per un massimo di 3 settimane per i bambini disabili e per soglie ISEE molto basse, però arriviamo a coprire fino alla soglia ISEE di 20.000 euro. Quindi ovviamente il contributo diminuisce salendo di soglia ISEE. Però insomma è un segnale secondo me importante, dobbiamo aiutare le famiglie, sappiamo il tema della denatalità quanto è forte e dibattuto in questo periodo, ma chiaramente oggi mettere al mondo un figlio costa e quindi devono essere le istituzioni a mettere a disposizione alle famiglie strumenti che consentano loro di poter gestire serenamente i propri bambini. E l'approccio dei comuni non può che essere operativo, ma al di là dell'operatività, Assessore, c'è il dato politico. Lei è assessore di Fratelli d'Italia accanto a Rosanna Vettoretti. Per la prima volta Fratelli d'Italia entra in giunta, l'abbiamo chiamata la variabile Meloni per la giunta Conte. Com'è stata l'accoglienza? Ma
bellissima, devo dire. Il sindaco Conte ha sempre parlato di squadra e io condivido questo concetto. Tra l'altro, insomma, è un'alleanza che funziona benissimo a tutti i livelli, governiamo insieme a Roma, governiamo insieme in Regione, quindi io non vedo problemi. Fondamentalmente abbiamo la stessa visione di città, le priorità le condividiamo, per cui non vedo problemi. Chiaramente il risultato per noi è stato importante perché siamo entrati con 4 consiglieri a Palazzo dei 300, con 2 assessori. Ricordo che 5 anni fa, nel 2018, non riuscimmo a eleggere nemmeno un consigliere, quindi chiaramente il lavoro fatto da Giorgia Meloni ha aiutato il partito a crescere anche a livello territoriale, in una città che, ricordo, insomma, da 20 anni è il regno della Lega, quindi per noi essere entrati è importante, ma entriamo in punta di piedi con grande rispetto per chi ha più esperienza di noi e anche con grande voglia di metterci a disposizione della città. Ed era di Fratelli d'Italia suo padre Remo Sernagiotto. Insomma, lo conosciamo tutti, Remo Sernagiotto è stato consigliere regionale, assessore e poi europarlamentare, e da europarlamentare di fatto ha traghettato Fratelli d'Italia in Europa accanto a Raffaele Fitto. Lei ha dedicato questa sua nomina, questa sua avventura politica proprio a suo padre. Allora, è un tema che mi emoziona sempre tanto. Io devo dire che in questa campagna elettorale mi sono resa conto di quanto lui continui a vivere nei ricordi delle persone. Non c'è stata una persona che io abbia incontrato anche casualmente che non mi abbia detto che lo conosceva. Per cui è chiaro che l'eredità è molto pesante. Io non mi metto nemmeno a confronto con lui perché sarebbe un confronto che perderei in partenza. Quello che posso dire è che però da lui ho ereditato dei valori importanti. L'umiltà prima di tutto, la capacità di dare importanza a tutti, di ascoltare tutti e di essere a disposizione. Io ricordo che lui rispondeva al telefono a qualsiasi ora e a tutti, ed è la stessa modalità che adotto io, ma perché credo sia importante, e quindi parto dagli stessi valori, poi con dei modi magari diversi di fare politica. Dicevo prima lui fuori onda che lui amava le trasmissioni televisive, era un abile oratore. Io sono più concreta, più pratica, preferisco fare che parlare. Però devo dire che mi accompagna ogni giorno della mia vita e chiaramente non potevo non dedicare a lui un pensiero, visto il traguardo importante che ho raggiunto. Buon lavoro Grazie. Gloria Sernagiotto, assessora alle politiche giovanili, alla pubblica istruzione del Comune di Treviso. Grazie anche per questo ricordo privato, ma insomma politica e sfera privata si possono e si devono a volte anche congiungere, e quindi questo ricordo di suo papà doveroso. Quindi grazie Gloria Sernagiotto. E noi adesso voltiamo pagina, perché insomma sono ore davvero frenetiche per i tifosi, soprattutto interisti. Questa sera la Champions League a Istanbul. Il nostro Alex Giuliano, che come sapete è un esperto di sport, ha voluto solleticare alcuni primi cittadini dell'area bassanese proprio su questa grande sfida che appunto alla quale assisteremo questa sera. Giuliano. Dal Bassanese a Istanbul, un viaggio lungo 1800 km per vivere un sogno o scongiurare un incubo. Manchester City-Inter, finale di Champions League. A poche ore dal fischio d'inizio, noi questa partita l'abbiamo giocata in anticipo tra scaramanzie e gufate con alcuni sindaci tifosi, partendo chiaramente dagli interisti, come Simone Bontorin, primo cittadino di Romano De Zelino, che fra Haaland e le nostre domande ha saputo dribblare la superstizione. Evidentemente la nostra intervista è fatta col sottoscritto che tiene le mani in tasca per educazione. Sa che le sta crescendo il naso, vero sindaco? Assolutamente sì. Scava scava si scopre che ad esempio il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, sia un tifoso del Manchester City. Fin da piccolo ho avuto questa grande passione, perché la Valle del Brenta è una valle che ha una grande passione celtica, ad esempio britannica, e quindi siamo sostanzialmente gemellati con i tifosi e gli amici di Manchester. Un gemellaggio venuto a galla proprio a ridosso della finale, che porta per ora il punteggio sull'1-1. Palla al centro, anzi palla in alto piano, perché se è vero che in alto volano le aquile,
è altrettanto vero che a Gallio c'è un vero e proprio stormo di gufi. So che a Gallio sono già in distribuzione le magliette del Manchester City. Sì, questa mattina ho visto arrivare veramente 3-4 camion con le magliette del Manchester City. Io non so chi abbia ordinato tutte queste magliette del Manchester City, me ne farò dare una anch'io e magari la indosserò anch'io. Vediamo cosa succederà sabato sera fra noi sindaci milanisti e voi sindaci interisti. Contro l'agguerrita specie dei gufi rossoneri dell'altopiano, ecco il rimedio che arriva direttamente da Cartigliano. Non poteva mancare il mio amico gufo, perché questa più che un'intervista la vedo come una grande gufata. Perché chi vince sabato? Ma naturalmente vincerà il Manchester. Sabato farò come negli ultimi anni il cuoco allo stadio Fair Play di Cartigliano, che abbiamo il torneo Fair Play. Avrò il mio immancabile cappellino da cuoco nero-azzurro e penserò a cucinare le salsicce. Dopo a una certa ora mi metto a guardare la partita nel palatenda, il gufo me lo tengo in tasca fino a sabato e poi vediamo, lo potrei anche appendere come ricordo. Insomma, mi sembra che il clima nel Vicentino sia bello caldo, ma non solo nel Vicentino. Dobbiamo anche sdrammatizzare, la cronaca oggi è tanta e purtroppo i fatti sono tragici, però noi, come sapete, vi raccontiamo un po' tutti i lati della cronaca. Vediamo adesso le previsioni del tempo, poi ritorniamo in studio con Romina Ceccato, che conoscete tutti, rappresentante di ALBA, Associazione per la Sicurezza Stradale, Adriano Battistuzzi, che è un autotrasportatore e che ci darà il suo punto di vista da autotrasportatore, da utente della strada. E poi nella seconda parte di questa diretta avremo tra gli ospiti qui in studio anche Donella del Monaco, artista trevigiana di fama internazionale, che questa sera sarà tra le protagoniste di un'importante iniziativa a Breda di Piave. E poi ovviamente tutti gli aggiornamenti di cronaca. Meteo, ci rivediamo fra poco. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora lontana dall'Italia. Andiamo verso un fine settimana che a tratti sarà instabile. Il dettaglio di sabato 10 giugno. Sul Veneto nuvolosità irregolare con probabili precipitazioni a carattere sparso, generalmente assenti sulla costa o al più locali. Piogge in esaurimento entro fine giornata con maggiori spazi di sereno. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino cielo in genere poco nuvoloso, dal pomeriggio maggiore variabilità con rovesci e temporali sparsi. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino ma con temporali sparsi al pomeriggio e alla sera. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Di nuovo in onda e non possiamo non partire da qui, da quello che è successo questa notte sulla Treviso Mare a Roncade, la strage, una nuova strage sulle strade della Marca trevigiana. Ludovico, Valeria e Dominga sono le 3 vittime. Ludovico Brunello, 31 anni, di San Biagio di Callalta, lavorava all'Helmut, locale di Treviso. Valeria Orsoni,
24 anni, lavorava anche lei all'Helmut Pub di Treviso con Ludovico, erano nella Polo insieme, viaggiavano sulla Polo che avete visto insieme. Quando questo mezzo si è scontrato con il furgoncino nel quale c'era Dominga Orsato, 53 anni, che viveva ad Asolo e stava viaggiando con il compagno. Ci sono anche 3 feriti, se ne sta occupando la Polizia Stradale di Vittorio Veneto, con la Polizia Stradale ovviamente di Treviso. Sul posto è stata l'ennesima notte di mobilitazione, Vigili del Fuoco, operatori del SUEM 118, e questo a pochissime ore dalla tragedia di San Biagio di Callalta, costata la vita di Ina Zanatta, quella donna di 76 anni morta travolta da un carico di blocchi di cemento. Stava passeggiando in bicicletta nella strada che vedete quando questi blocchi di cemento l'hanno travolta, uccidendola sul colpo. Ovviamente inevitabile l'apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Treviso. Si deve capire la dinamica, si deve capire innanzitutto perché questi blocchi di cemento si sono staccati dal carico, dal camion. Di fatto quella di San Biagio di Callalta è una comunità sotto shock, non solo San Biagio, ma abbiamo appreso che Ludovico, il ragazzo 31enne di San Biagio di Callalta, era vicino di casa della signora 76enne di Ina Zanatta, quindi potete capire, potete immaginare l'ennesima giornata difficile. E vorrei, non dico commentarla perché c'è poco da commentare, però vorrei fare delle riflessioni con Romina Ceccato, che è spesso nostra ospite, che saluto e ringrazio sempre per la sua testimonianza, presidente di Alba, associazione dedicata alla sicurezza stradale, e che Romina ha dedicato a suo figlio Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi morti nel 2019, nel luglio 2019 sulla Jesolana per colpa, lo possiamo dire, ci sono delle sentenze, di un pirata della strada. Adriano Battistuzzi, anche Adriano lo conoscete tutti, è un autotrasportatore di fama nella Marca trevigiana, che però non si limita solo a fare impresa, fa tante attività di volontariato. L'anno scorso l'abbiamo conosciuto bene perché si è occupato del trasporto di tanti profughi ucraini in Italia, proprio recandosi nei giorni successivi al bombardamento su Kiev in Ucraina, al confine, e quindi insomma volevo con voi approfondire, volevo con voi riflettere. Però Romina, io parto da lei, so già che appunto c'è poco da riflettere, mi dice lei, qua bisogna fare. Io non so fino a quando andremo avanti a riflettere, perché ormai sono 4 anni che io ho formato questa associazione e sono 4 anni che sto ascoltando che stiamo riflettendo, sia da parte delle istituzioni, sia da altre parti di chi può essere di competenza in questo campo, per far capire certe cose a questi nostri ragazzi e anche a non, perché per carità non dico che sia, ma riflettere. Quanto tempo ci vuole ancora per riflettere? O meglio ancora, quanti morti dobbiamo ancora vedere e fare in modo che questa strada, perché a questo punto penso che questa strada più che diventare grigia dovremmo farla diventare rossa di sangue. Quanto tempo? O deve capitare a una persona che ha magari un certo potere, un certo ruolo, magari a qualcuno che non è una persona normale, semplice come noi, che allora non serve più riflettere e si parte e si agisce? Perché io non riesco a capire, è impossibile non trovare un mezzo per comunicare. Stavo parlando prima anche fuori, tutti diamo la colpa alla velocità, mettiamo gli autovelox, mettiamo qua. Ma riflettiamo, perché abbiamo riflettuto anche prima fuori, perché noi abbiamo parlato prima un attimino. Con Adriano Sì, Battistuzzi. con Adriano. Quindi io dico, ma sti autovelox sono la cosa principale? Per me no. La cosa principale è controllare le strade se sono in sicurezza e dopodiché
fare in modo di insegnare, perché continuerò a dirlo, Cristian, tu lo sai che te lo dico sempre, che in mano si ha un'arma che nessuno ci sta insegnando ad operarla. Lei, Romina, parte sempre dalle infrastrutture. Servono infrastrutture sicure. Per lei questa è la premessa giusta, Adriano? Diciamo che le premesse sono tante, le infrastrutture hanno il loro ruolo, però c'è anche l'educazione alla base di tutto questo. Io mi trovo un po' in difficoltà in questo momento a parlare di fronte a una donna che ha subito un danno così grave, perché se noi aprissimo qualsiasi vocabolario della lingua italiana e cercassimo di sintetizzare cos'è la perdita di un figlio, non esiste. Uno che perde la moglie è un vedovo, uno che perde i genitori è un orfano, non c'è una parola che sintetizzi la perdita di un figlio. E credo che questo nasca dal fatto che non è stato concepito neanche da chi poi si mette a fare letteratura sintetizzare una tragedia così grande, perché si dice che il tempo cancella tutto, ma credo, Romina, che il tempo qui non cancelli proprio niente. Mi diceva prima una frase che mi ha colpito: provate a dormire sul mio cuscino, dormire sul cuscino di una madre che perde un figlio. Allora noi cos'è che possiamo fare? Nel nostro piccolo abbiamo un club di ragazzi, di persone anche adulte che corrono con i go-kart. Domenica prossima, 18 di giugno, abbiamo organizzato una giornata di guida sicura alle cave di Vittorio Veneto, una pista che si chiama proprio pista di guida sicura, dove lì cerchiamo di educare i ragazzi alla velocità. Noi non possiamo impedire ai ragazzi, non possiamo proibire ai ragazzi di andare con le moto, di fare gli spiritosi, di giocarci con queste moto. Possiamo però educarli, invitarli a venire in questi posti che sono sicuri, dove possono sfogarsi, disinibirsi e passare una mezza giornata in sicurezza. Sono 44 anni che esiste questa pista, non ha mai registrato un infortunio, quindi ci sono tutte le norme di sicurezza. E tirarli via dalla strada nel limite del possibile, perché se noi andassimo adesso in questo momento in qualsiasi zona industriale che durante il weekend non è frequentata, troveremo dei gruppetti di ragazzi che sono lì, che fanno ruota alta, che si sfidano con queste moto. Ecco, allora impedirli non possiamo, possiamo perciò tentare di educarli a conoscere la velocità, conoscere il mezzo che vanno ad usare, che come diceva Romina è un'arma, e quindi cercare di essere padroni di quest'arma. Molto spesso i ragazzi, quando hanno 18 anni, che fanno la patente, si sentono invincibili, che nessuno può comunque sconfiggerli, neanche la morte. Purtroppo invece c'è un bollettino di guerra tutti i weekend. Quello che è successo stanotte sulla Treviso Mare ormai ci sta portando quasi a pensarlo quasi come una cosa normale, succede sempre, quindi l'accettiamo. Accettiamo il fatto che lunedì mattina i giornali sono pieni di centauri che perdono la vita lungo le strade con queste moto. Allora la nostra iniziativa era quella di dire: ragazzi, venite con noi, venite lì in pista, sappiate però che chi viene a praticare uno sport come quello che stiamo facendo noi fare ai nostri ragazzini non ha soldi né per droga né per alcol né per fumo, casomai li investe in benzina a correre lì sulle piste sicure. Cosa chiediamo alle istituzioni? Non impediteci di fare queste piste in periferia delle nostre città. Di stadi ce ne sono già abbastanza. Facciamo qualche pista anche per questi ragazzi e togliamoli dalla strada. Per la guida sicura. Allora, ripetiamolo, dopo lo ripeteremo. Il 18 giugno, alle cave di Vittorio Veneto, nella pista sicura, si chiama. Alle cave, pista sicura di Vittorio Veneto. 18 giugno, chi vuol venire è invitato. Potremmo far provare anche dei mini kart dei bambini, però lo scopo è quello di: ragazzi, guardate che qui vi divertite, fuori potreste rischiare non solo la vita, ma anche magari una paralisi permanente, un'infermità permanente, mille cose che potrebbero compromettere lo sviluppo della vostra vita. Quindi venite lì e lì troverete anche delle persone esperte che vi diranno come ci si comporta in strada. Non riusciremo a risolvere il problema. Adriano, tu hai trascorso una vita in strada con la tua professione, no? Ma come ti spieghi il fatto che la marca trevigiana sia maglia nera, lo possiamo dire, per incidenti stradali? Poi guardo Romina e penso anche al Veneto orientale, soprattutto il Veneto orientale mi verrebbe da dire, perché insomma ce lo racconta la cronaca quotidianamente. Perché? C'è un motivo?
Oddio, un motivo può essere anche che è un paese che gode di un certo benessere, quindi la facilità di poter avere del denaro con cui ci si sposta, si gira, si frequentano zone dove c'è la movida che non sono proprio a ridosso del tuo paese di origine, quindi ti sposti e inevitabilmente poi nelle fasi di rientro, se questi spostamenti sono notturni come sta succedendo. Ora, quando ero ragazzo io si usciva alle 8 di sera, si rientrava all'1 di notte, adesso si esce all'1 di notte per rientrare alle 8 del mattino. È un po' cambiato il mondo. È ovvio che se un ragazzo che esce di sera e fa la notte fuori, quando sale in macchina per rientrare ci vorrebbe anche qualcuno che gli dicesse: ehi, fermati lì, facciamo un controllino, vediamo se è il caso che vai a casa in taxi o in macchina, perché io preferisco che mi portino a casa il figlio senza patente piuttosto che la patente senza il figlio. Quindi anche lì nella Marca trevigiana è venuta a mancare un po' quella che è la sicurezza. Le forze dell'ordine hanno delegato ai comuni e ai sindaci il controllo della strada, ma i sindaci hanno della polizia locale che lavora all'interno del loro comune, prevalentemente all'interno dei centri urbani, e dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Armi spuntate, tu dici Adriano, la polizia locale magari rispetto ad altre forze dell'ordine non può fare quello che fa la polizia stradale, che agisce su un territorio più vasto, che lavora su turnazioni più lunghe, come sono i carabinieri. Purtroppo sono venuto a mancare, sono sguarnite queste caserme che prima occupavano parecchi funzionari di pubblica sicurezza che avevano anche una preparazione per affrontare queste situazioni, delegandole ai comuni. Quindi i comuni si attrezzano con la polizia locale, che però fa funzione di locale. Certo. Quindi lì è un problema anche che dovremmo comunque cominciare a ragionare su. Se poi volete che entri nell'argomento degli autovelox, io è da tempo che dico che sono solo le slot machine dei comuni. Sono le slot machine dei comuni, ma perché? Perché una guardia costa 50-60 mila euro all'anno e produce quel che produce. Una slot machine non costa niente e produce un sacco di soldi, ma non è l'autovelox che risolve il problema, anzi forse è un'istigazione a andarlo a sfidare, perché mi fermo quando arrivo in prossimità dell'autovelox, ma subito dopo ciao amico, ci vediamo al prossimo. Questo Romina lo dice da tempo, no? E continuerò a dirlo, l'ho detto anche prima. Allora, bene, a me piace quando il sindaco dicono mettiamo più autovelox perché è una sicurezza. Bene, per me va benissimo, mettiamo le autovelox, ma le autovelox, se voi lo dite che lo mettete perché volete aiutare e salvare qualche vita, dovete anche dimostrare che i soldi non vi vanno in tasca a voi, ma vanno bensì usati per fare qualcosa, che può essere, lasciamo stare, a sensibilizzazione, creare piste, creare luoghi anche alla sera, che i tempi sono cambiati perché i ragazzi escono alla sera, vanno fuori. Ci sono tanti modi, non carichiamo la colpa perché manca il vigile, perché manca il carabiniere, perché manca questo. Perché mi ha detto Nicola, io ho sposato uno e i posti sono limitati, sono questi. Ma se lo Stato mette, scusa se mi permetto, mi mette fuori uno delle forze dell'ordine a fare la passeggiata perché deve fare il carabiniere del quartiere, ragazzi, il carabiniere del quartiere non serve, perché qua c'è un bollettino. Il Covid lo stiamo fermando, l'abbiamo fermato, non so se ritornerà perché io non sono una maga, ma qua mi sembra che questo Covid non si è mai fermato. Allora, anzi. Romina, l'ultima volta lei era qui con noi, nostro ospite, Sì. mio ospite, e prima di lei, o subito dopo, anzi subito dopo, è entrato il sindaco di Treviso, Mario Conte. Era all'inizio della campagna elettorale e lui qui da questo studio ha preso un impegno nei suoi confronti. Farò incontrare Romina Ceccato con il ministro Matteo Salvini, e questo è avvenuto nelle scorse settimane nel corso della campagna elettorale. Ci siamo sentiti più volte con Romina, perché poi dicevo: Romina, guarda, adesso c'è la campagna elettorale, c'è la par condicio, ma insomma ne parliamo, e ne abbiamo parlato nel corso del nostro telegiornale, ma adesso ci ritorniamo, anche perché 2 giorni fa il ministro Salvini, lo possiamo vedere, ecco, ha annunciato una stretta al codice della strada, anticipa la stretta Salvini, targa per monopattini e bici, ergastolo della patente autovelox. Che cosa cambia?
Però l'ha ascoltata? Certo. Allora, io sono sincera e spero che continui ad ascoltarlo, perché tu sai dopo come sono fatta io, non è che mi fermo. Allora, lui ha detto una cosa molto importante, abbiamo parlato appunto anche di questi autovelox, dove io ho appunto anche spiegato come parlavamo prima, e lui ha risposto una cosa molto bella. Voi piccole associazioni siete importanti per noi perché noi non siamo nel territorio. Io devo essere sincera, l'altro giorno quando ho sentito il ministro appunto che parlava dell'autovelox, appunto come ne avevamo parlato prima, nel dire il ricavato mettetelo adesso a disposizione, dimostrate ai cittadini che non è un incasso dell'amministrazione, ma bensì viene messo a disposizione per fare qualcosa. Adesso io sarei del tipo della persona che, bene, abbiamo guadagnato tot da questo mese con queste multe, bene, ci troviamo insieme, può essere, come ha detto Nicola, un insegnamento, facciamo una giornata sulla pista, un piccolo guardarai, ma parliamo tra di noi, quello che manca. Adriano, lei condivide questa impostazione di Romina e soprattutto condivide queste azioni del ministro Salvini annunciate per il momento? Io non ho visto ancora, ho sentito che c'è così allo studio la modifica del codice della strada, ma il codice della strada di per sé è già abbastanza completo, non è che manchino appunto altri articoli. Purtroppo noi non siamo in grado di avere delle forze dell'ordine che lo facciano rispettare e si delegano questi modi di tentativi di farlo rispettare attraverso degli strumenti elettronici che non possono sostituire. Però guardate che il problema non è solo la velocità, perché qui ci limitiamo a dire, beh, una volta controllato la velocità abbiamo risolto il problema. La velocità non è un problema, gli aerei stanno per aria solo perché hanno velocità, se no cadrebbero, quindi la velocità non è il nostro problema. Il problema è un'educazione stradale. Se poi vogliamo aggiungere qualcosa rispetto agli autovelox, concordo quello che dice Romina e direi al sindaco che mette l'autovelox dicendo lo faccio per la sicurezza dei miei cittadini. Caro sindaco, prima devi anche mettermi le strade in sicurezza. Vorrei portare alla ribalta un brutto incidente nel quale hanno perso la vita 4 ragazzi in provincia di Treviso l'anno scorso. Se ci fosse stato un guardrail lungo quella curva lì, forse avremmo avuto 4 feriti gravi, forse avremmo avuto anche qualche decesso, ma non avremmo avuto 4 ragazzi decapitati su un albero lungo la strada. Ma poi anche la situazione delle buche. Di Godega di Sant'Urbano. Sì, va bene, ecco, era Godega di Sant'Urbano, però voglio dire, anche alcuni incroci che non sono illuminati, le buche sulla strada. Allora, caro sindaco o cari sindaci, capisco che mettiate anche questi autovelox perché per fare queste cose servono soldi e se riuscite a prendere soldi dagli autovelox, se li mettete lì, siamo ben contenti anche di pagare qualche multa se va a buon fine. Ma la multa in sé per sé e circoscritta solo alla velocità non serve a niente. Noi dobbiamo anche far capire ai ragazzi che non ci si mette al volante se si è drogati, se si è bevuto oltre il limite, se si è assonnati. Poi ci sono le condizioni della strada che non dipendono solo dalla strada in sé ma anche dalle condizioni meteorologiche. Quindi alla base di tutto c'è una cultura. Spiegare ai ragazzi cosa vuol dire andare in macchina. Giustamente Cristian diceva, Adriano, tu quanti chilometri hai fatto? Io credo di aver superato i 4 milioni di chilometri nella mia vita. Io ho fatto solo questo nella mia vita. Sono arrivato a questa consapevolezza adesso della necessità di educare per quello che ho visto nei miei anni. Perché ho visto incidenti dove il lenzuolo sulla strada mi ha colpito e non riuscirò mai a cancellare quelle cose che ho visto lungo queste strade nei miei anni, lungo tutti gli itineri in Europa che ho fatto. E allora la sensibilità che ho in questo momento, io quando faccio cose di questo genere alla fine mi faccio una domanda tra me e me, ma quello che sto facendo è giusto, ingiusto, è bene o male? In questa occasione non ne sono dubbio, sto facendo una cosa giusta, cercare di coinvolgere il più possibile i ragazzi in mezzo agli adulti, perché chi viene domenica dovesse venire in pista vedrà che ci siamo noi nonnetti lungo il circuito a guardare questi ragazzi, dove li sproniamo a fare, ma all'interno di un posto che gli garantisce la sicurezza. Dal mezzogiorno alle 2 la pista è chiusa per non provocare rumori a chi abita lì vicino. Abbiamo chiesto di
lasciarla libera per i ragazzini in bicicletta a girare, abbiamo messo rigorosamente col caschetto, perché dobbiamo insegnare ai bambini che è anche la cosa più banale e utile. Noi pensiamo che la cintura di sicurezza per fare i 100 metri non serva. No, amico mio, la cintura ti serve proprio per i 100 metri, non per l'autostrada a 200 all'ora. Alla 200 all'ora ti ammazzi comunque. E allora tutte queste cose qui, nel nostro piccolo, cerchiamo di portarle a conoscenza dei nostri ragazzi sperando di ottenere qualcosa. Se salviamo una vita è già un risultato. Romina qualcosa sta ottenendo, poi lei è molto severa con se stessa, non basta mai, nel senso che giustamente lei dice non basta mai, però no, Salvini è stato incontrato adesso, tra l'altro c'è anche una mozione in comune a San Donà di Piave per l'istituzione di un tavolo sulla sicurezza stradale che riguardi un po' il Veneto orientale. Anche questo è grazie a lei, grazie comunque. Sì, ma tu lo sai che io ti ho detto, allora io sono d'accordo pienamente con... Io sono sempre d'accordo con tutto quello che voi dite, però io ho provato sulla mia pelle. Io ho provato non a vedere un lenzuolo, ma a vedere un sacco nero chiudersi con mio figlio dentro. Io ho provato a vedere questo sacco entrare su questi camion grigi e portarli via. Allora, io sono d'accordo che il codice possa essere anche giusto, perfetto, irregolare, tutto quanto, ma io ho vissuto un processo dove chiedo, mettiamo a posto il codice, benissimo, è già sistemato, benissimo, ma a pari merito ci deve andare anche la legge, perché se a pari merito non va la legge, il messaggio che è passato, ma ve lo dico proprio con il cuore, ma lo dico sempre perché tu lo sai, il messaggio che è passato dall'udienza di mio figlio, dall'udienza anche di Alan, che sai altri i genitori che hanno avuto questa... Alan Fragasso, la tragedia di Treviso, di Conegliano, ecco, quindi noi genitori che vediamo che poi vengono messi agli arresti domiciliari, non hanno sconto di pena, gli viene la ritirata la patente perché il codice stradale prevede il ritiro della patente, ma per me lo puoi ritirare quanto ti pare la patente, perché l'assassino di mio figlio ha 12 anni di ritiro di patente, ma lui fra un po' è libero, quindi può guidare anche senza patente. E io ho detto prima, e mi dispiace se certe magari non sono... Per me, chi provoca un incidente, che per carità io auguro che non succeda niente, merita, perché per me è già quasi un assassino. Io sto combattendo, adesso combatterò e porto avanti questo e sono contenta, ma adesso combatterò anche per questo rito abbreviato, perché non c'è, come ho detto prima fuori a Nicola, se le leggi ci sono e sono giuste, allora c'è un problema di chi le sta mettendo in pratica. Ma se le leggi non ci sono, cioè è inutile che il ministro Salvini mi dica io ritiro la patente per 12 anni, però il ragazzo è fuori e dopo gliela ridò. No, perché il ragazzo non gli ha insegnato niente in questo modo. Ci vuole allora qualcuno, benissimo, perché tu gli insegni a mettere il caschetto, gli insegni come si guida, come ci si comporta, come si va avanti, ma nello stesso tempo gli devi insegnare che non è che io ti ridò la patente subito, non te la ridò e ti spiego il perché non te la ridò. Ti stai un mese dentro, bene, e dopo ti rifai tutta la patente dall'inizio e se la seconda volta ricapita non te la ridò più. Cioè io sono... A me va bene tutto, però io adesso incomincerò a rompere ed è la cosa che lo farò, visto che l'ha detto Salvini, posso dirlo anch'io, tanto non è che cambia niente, cioè l'ha detto il ministro, lo posso fare. Io voglio che da oggi in poi e da lunedì, da domani, dopodomani incomincerò gli autovelox. Io adesso voglio vedere che ogni mese questo ritiro del guadagno di questi benedetti autovelox dove vanno? Dove vanno? Perché quindi finora un'operazione trasparenza da questo punto di vista. non c'è, almeno l'hai avuta tu. Per il momento siamo nella fase dell'annuncio, no? Siamo nella fase dell'annuncio. Dai. Allora, Romina, grazie. Adriano, grazie. Ricordiamo di nuovo l'iniziativa. 18 giugno, pista alle cave, saremo lì in diversi nonnetti e genitori dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera
alla fine ci sarà anche una specie di attestato così ai ragazzini che saranno lì, non sarà una gara, non ci saranno vincitori, non ci saranno perdenti, sarà una giornata dedicata alla guida sicura, avremo bambini di 5 anni fino a anziani di 74. Siete tutti invitati, è gratuito, non si paga, si viene, ci si confronta. Non abbiamo invitato sindaci, se vogliono venire ben volentieri. Beh, io non ne faccio una questione di essere sindaco o non essere sindaco, io credo che i sindaci prima di tutto siano anche delle persone che hanno anche le loro famiglie e quindi non ne faccio un pregiudizio. Se vengono ben volentieri gli lasceremo anche lo spazio che volessero occupare, anzi ci farebbe piacere, ma siccome la cosa è nata all'interno di questo gruppetto di promocard tra nonni più che altro, l'abbiamo circoscritta a questo. Non pensavamo che avesse una cassa di risonanza così importante, ma stiamo capendo proprio che la sicurezza è diventato anche una questione importante anche per la nostra gente del nostro paese. Adriano, grazie Adriano Battistuzzi, autotrasportatore, grazie Romina, lei sorride, insomma ci aggiorniamo su tutto, perché insomma l'attualità, la cronaca e tutto il carico di dolore che ci sta sotto non può esimerci dal girarsi dall'altra parte, quindi dobbiamo affrontare il tema, discuterne, magari anche con toni. Scusami, non puoi dormire. Non puoi dormire. Evita di dormire sul cuscino che dormo io. Romina, grazie Adriano, noi ci rivediamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in onda in questo sabato contrassegnato da tanta cronaca, troppa cronaca mi verrebbe da dire, ma voltiamo pagina, abbassiamo un po' i toni e occupiamoci di arte, di cultura, perché è giusto fermarsi e riflettere anche su quello che c'è di bello e quello che offre il territorio, un territorio che ha tanto da offrire. Andiamo adesso a Padova perché torna in scena con il suo Arlecchino uno dei volti più noti del teatro veneto e non solo, Andrea Pennacchi. Svesti i panni televisivi del Poiana per indossare quelli classici della commedia dell'arte di Arlecchino. Andrea Pennacchi, che diretto da Marco Baliani, sarà uno dei protagonisti della stagione 2023-2024 del Teatro Stabile del Veneto. Noi partiamo da un tentativo di mettere in scena effettivamente il servitore di due padroni, però ci accorgiamo che non ce la facciamo e dal delirio, diciamo, dalla totale disperazione, invece costruiamo un racconto nuovo. Se pensi ai nostri giorni, non si sente di parlare di censura, Andrea Pennacchi. Io non ho paura di niente. Allora, diciamo, non la definirei proprio una censura, c'è la rimozione di alcune cose, che non è, se guardi bene, sembra un gioco di parole, invece in realtà per uno che vive di parole è una cosa importante, perché c'è da un lato e dall'altro. La cosa che mi spaventa di più in realtà non è una fantasmatica censura, ma il fatto che interessi sempre a meno parte dell'audience, del pubblico, questa questione, la questione della verità, la questione del poter dire tutto quello che si pensa. Treviso, Venezia, Padova, fare teatro in queste tre città del Veneto? Posso parlare male dei miei feudi, no? Nel senso che io amo la mia terra e faccio punto d'orgoglio il fatto che, ad esempio, quando faccio spettacoli satirici siano ben accolti proprio qui dove nascono, perché, e lo dico quando poi giro per l'Italia con gli spettacoli, i veneti hanno un senso dell'umorismo, hanno un'autoironia fortissima che i cliché sul Veneto non lasciano trasparire, invece ce li abbiamo. E a proposito di eccellenze venete, ne abbiamo qui una in studio. La saluto e la ringrazio, è un piacere e un onore, Donella Del Monaco. Beh, grazie, anche per me è un piacere sempre venire qui. Artista, cantante, tante pubblicazioni in tutto il mondo, tante partecipazioni nei festival più prestigiosi a livello internazionale, però questa sera
a Breda di Piave per un evento che ci illustrerà Edi Florian. Edi Florian, che è l'organizzatrice di questo grande evento, direttrice di scuola di danza, Danza Evento, ASD, diciamo bene, fra poco si collegherà anche l'assessore comunale al volontariato e agli eventi del comune di Breda, perché cosa succede questa sera a Breda? Certo, allora intanto grazie per averci invitato. Allora, Evento Danza è una scuola che è presente sul territorio di Breda di Piave ma anche di Sidea da oltre 10 anni. Noi ci occupiamo di danza a tutti i livelli e a tutti i tipi anche di discipline, dai più piccoli ai più grandi. La cosa che ci caratterizza come scuola è che ci piace sperimentare la danza non solo esclusivamente con spettacoli tipicamente che si svolgono a teatro, ma ci piace sperimentare anche collaborando con artisti di vario genere, dai pittori ai cantautori. Un esempio è quest'oggi con Donella del Monaco che abbiamo qui con noi. Ci piace sperimentare l'arte a 360 gradi e questo lo facciamo sia con i più piccoli ma soprattutto con i corsi avanzati, quindi i ragazzi più grandi. Che cosa succederà questa sera? Questa sera a Breda di Piave, grazie al patrocinio e alla collaborazione del Comune e della nuova giunta comunale, metteremo in scena uno spettacolo di danza su musiche, quindi con coreografie su musiche di Donella del Monaco e musiche che non sono prettamente nate per il balletto, ma noi questo non ci spaventa, anzi abbiamo voluto un po' metterci alla prova per sperimentare le nostre danze, dalla danza classica alla contemporanea all'hip hop e alla break e preparare delle coreografie proprio su queste musiche molto particolari e stasera ne daremo un piccolo assaggio. Quindi danza e musica chilometro zero. Esatto, e sarà a disposizione per tutta la nostra comunità e per le comunità che ci raggiungeranno, perché ovviamente abbiamo diffuso questo evento attraverso tutti i canali social. Volevo sottolineare una cosa, che oltre all'ospite che abbiamo qui presente, che sarà presente con noi questa sera, ci saranno coreografie su altre musiche di un'altra importantissima cantautrice veneta, che è Erika Boschiero, che attualmente è impegnata in un tour in Irlanda. Ho visto collegato, ma l'ho visto anche un po' frizzato, quindi stiamo stabilendo un po' la connessione con l'assessore comunale alla cultura, agli eventi, al volontariato del comune di Breda, Andrea Battistella, ma fra poco sarà nostro ospite, perché insomma in questi casi è sempre importante la sinergia tra associazioni sportive, istituzioni. Sì, allora, noi lavoriamo su due grandi bacini che sono quelli del nord e del sud di Treviso. Noi come scuola, e insieme anche ai miei collaboratori insegnanti, che senza di loro non potrei assolutamente realizzare questi eventi, ci piace molto lavorare in connessione sia col territorio, con le amministrazioni comunali, perché è giusto trasferire questa cultura, ma anche con personaggi, e qui ne abbiamo un esempio, del territorio. Come l'ha contattata Donella del Monaco? Allora, abbiamo un'amicizia in comune che è un tecnico suono, che io conosco da tantissimi anni, e che poi parlando lui mi segue per la creazione delle musiche, la preparazione degli spettacoli. Parlando un giorno, mi ricordo, stavamo preparando le musiche per uno spettacolo, mi dice: portati a casa questi CD e ascoltali. È di una nostra importantissima cantautrice lirica, compositrice di Treviso, Donella del Monaco. Ovviamente a me il cognome subito ha suscitato la curiosità, perché insomma abbiamo un teatro dedicato allo zio. Mario del Monaco, lo dico per Monaco. Insomma, vabbè. Esatto, e mi ha detto: prova ad ascoltare questi brani. Io mi sono portata a casa questo pacchetto di CD e ho cominciato ad ascoltare. Ovviamente quando un insegnante, una ballerina, io ho ballato nel mio passato, ascolta della musica, viene subito, nasce qualcosa dentro. E ho detto: va bene, ok, io vorrei fare qualcosa su questo. Da lì abbiamo cominciato a preparare delle coreografie e un mese e mezzo fa
ho chiesto a questo nostro amico in comune e ho detto: mi puoi girare il numero di telefono di Donella? Avvisala, perché io vorrei invitarla a questo spettacolo dove faremo delle coreografie, dove balleremo su musiche sue. L'ho contattata e da lì è nato il connubio. La disponibilità, signora Donella, è stata immediata? Beh, è stata una bellissima sorpresa, perché non me l'aspettavo. Io è da tempo che ogni tanto faccio qualche lavoro per danza, cioè le musiche dove non c'è solo il canto, ci sono anche parti strumentali adatte proprio alla danza. E uno di questi CD che lei ha ascoltato, che si chiama Shakespeare Ballet, in realtà era nato per il balletto dell'Arena di Verona, per un lavoro che si chiama Shakespeare Veneto, nel Veneto, che è tuttora in produzione. Solo una parte io ho fatto, altre parti di questo spettacolo erano di grandissimi autori come Bach, insomma autori classici, e quindi per me è stata una sorpresa bellissima e l'ho subito presa al volo perché ci tengo moltissimo. Poi ho conosciuto Eddie Florian, che è una persona, devo dire, non perché è qui presente, veramente di una esplosiva. Ecco, esattamente, volevo dire questo, esplosiva, di un'energia, di una capacità, mi ha veramente colpito. Ho visto anche tutto il suo book, è una cosa veramente bella che questi territori abbiano delle scuole così prestigiose, così importanti, così che fanno crescere dei nuovi talenti, e quindi perché questo è fondamentale poi alla fine. È fondamentale, sì. Lei è nipote d'arte, sì, a sua volta una grande artista che ha calca i palcoscenici internazionali, 19 album pubblicati, sono tantissimi. Sono tantissimi. Sì. La cosa fondamentale è proprio che vi sia un humus culturale, perché la cultura non è qualche cosa che deve solo piovere dall'alto, anche dall'alto, perché si va a teatro, si ascoltano concerti, opera, teatro, danza, benissimo, ma anche e soprattutto coltivare l'humus. Quindi le scuole sono fondamentali, e devo anche dire che la provincia di Treviso e tutti i paesi attorno hanno un humus fantastico. C'è vivacità. C'è molta vivacità, proprio vi è una musicalità, una capacità vi è molto teatro, danza, creazioni musicali, cioè vi è molto humus e va coltivato e sostenuto. Suo zio Mario sarebbe orgoglioso di questa marca trevigiana? Sicuramente, lo era anche a suo tempo, ma sicuramente. In più vorrei dire una parola su Breda di Piave che per me è commovente, perché mio padre, cioè il fratello di Mario del Monaco, Marcello del Monaco, è stato direttore didattico proprio a Breda di Piave e ha istituito, ricordo alcune cose, come per esempio le visite guidate alle prove generali dell'opera per gli studenti, i corsi di educazione musicale per le scuole elementari, e inoltre era un grande maestro di canto internazionale, quindi c'è proprio questo affetto per questo genius loci, mi verrebbe da dire. Ma allora ce lo conferma Andrea Battistella, assessore comunale a Breda, allo sport, agli eventi? C'è questo genius loci, c'è questo humus anche a Breda? Da qui il vostro patrocinio alla serata di questa sera. Buongiorno a tutti. I nostri territori sono territori ricchi, vivi, pieni di associazioni, di realtà, e le associazioni, non dimentichiamolo, sono formate da persone come Eddie Florian, che oggi è un esempio, no? Con la sua evento danza è l'emblema, il presidente in prima linea, in prima fila, che dà la carica a tutti, che è un po' il carro. E cosa dire, noi come amministrazione comunale ci mettiamo a disposizione. Lì in studio da voi c'è già tutto l'occorrente? Assolutamente, questo sì. Noi non possiamo fare altro. L'immagine è un po' frizzata, mi sa che c'è qualche problema di connessione, ma la ascoltiamo e la stiamo sentendo molto volentieri. Quindi lei estende l'invito per questa sera a tutti, non solo agli abitanti di Breda, l'appuntamento a Villa Olivi alle 20:45.
Certo, abbiamo scelto uno spazio aperto e visibile esattamente per questo, per far sì che sia un evento per tutti, e noi come amministrazione abbiamo messo a disposizione questo meraviglioso parco, il parco di Villa Olivi, sede della biblioteca comunale, della sala consiliare dove mi trovo io ora in questo momento, e che dire, vi aspettiamo. E Edi, confermami, in caso di pioggia, ma faremo la danza del sole, ci vediamo domani sera. Ecco perché lo diciamo, sempre a livello di comunicazione e di servizio, in caso di pioggia lo spettacolo verrà posticipato sempre a Villa Olivi domani sera alle 20:30, ma insomma Allora, speriamo noi incrociamo le dita e noi ballerini siamo capaci anche di incrociare quelle dei piedi, quindi speriamo che questa sera il tempo sia clemente con noi, altrimenti ci vediamo domani sera, stessa location alle 20:30. E Donella del Monaco è presente in ogni caso. Sicuramente, insomma. ci sarò. Ma a me però devo sottolineare questo mettersi a disposizione, cioè di una grande artista che è appunto internazionale, che risponde al territorio. Certo. Questo è importante, questo è bello. Perché deve sapere. Lei lo dà per scontato, ma non è così scontato. No, è così che si può anche viaggiare, girare durante la propria vita, però le radici sono le radici, cioè alla fine quando tu torni tu ami il luogo dove hai studiato, dove hai ricevuto la tua prima educazione, è una ci tieni, in sostanza è una formula importantissima. Io sono molto onorata per esempio che il teatro di Treviso si chiami col cognome del Monaco, che mio Infatti Dio, lei ovviamente è sempre presente alle presentazioni della stagione, spesso, insomma, quando può. Quando posso, sempre. Ci tengo particolarmente, ripeto, perché voglio ribadire l'idea che poi il Veneto in generale, ma proprio la provincia di Treviso ha avuto veramente delle vocalità, adesso entriamo un attimo nel campo della vocalità, straordinarie, non solo mio zio, ma ricordiamo i tantissimi tenori, Angelo Mori, Medeo Zambon qui di Fontana di Villorba, Cecchere vicino, cioè personaggi che hanno calcato le scene internazionali. Poi abbiamo un bellissimo concorso che lancia dei giovani che fanno una grande carriera, e poi in tutte le arti naturalmente, compresa la danza, compreso il teatro, quindi noi dobbiamo essere orgogliosi dei nostri luoghi, dobbiamo amarli e coltivarli. Senta, le chiedo un ricordo personale di suo zio. Di mio zio? Ricordi ne ho tantissimi. Era mio zio, forse chi non l'ha conosciuto lo vedeva come una persona imponente, severa, eroica. In realtà nel privato era una persona molto dolce e anche un po' giocherellone. Io lo ricordo molto quando eravamo bambini, che gli piaceva fare anche, ci prendeva un po' in giro, faceva piccoli dispettini per farci così da padre, insomma, e da zio. Che posso dire? Posso dire solo una cosa: avevo un rapporto molto bello con mio padre e l'ho sempre chiamato Marcellino, perché lui era il fratello più vecchio, mio padre era il fratello più giovane, no? Aveva 4 anni di meno, e lo chiamava Marcellino, e si ricordava sempre, ogni tanto gli faceva un regalo, soprattutto quando andava in America, quando non ci andava nessuno, parliamo di parecchi anni fa, vero? E quando gli faceva il regalo gli diceva sempre: Marcellino, ti ho portato un martellino. Ma non perché gli portassi un martello, ma perché questo ricordava che quando erano bambini mio padre aveva fatto un piccolo martellino e mio zio per gioco gli aveva dato una botta sulla mano, il martellino era caduto in giardino, non l'ha più trovato, e da allora gli portava sempre dei regali per farsi perdonare questo scherzo da bambini, ecco. Io ringrazio Alessandro Granziera davvero con Marco Gagliazzo, che sta mettendo queste immagini d'epoca meravigliose, sì, insomma. Sì. Che cosa le suscitano ancora oggi, e quanto l'esempio di questo zio forte ma dolce l'ha poi accompagnata nella sua vita professionale, quanto l'ha ispirata? Allora, va detto che portare un cognome così non è un gioco e non è uno scherzo, perché ti senti un impegno di non tradire la qualità
ci metti tutta l'anima e tutte le tue forze per non tradire la qualità assoluta che lui ha lasciato. Mio zio direi che è nato e vissuto per la perfezione in scena, vocale in scena, e ha insegnato, la cosa che ha insegnato a tutti, ma a me per prima, è stata l'umiltà dell'artista, che è quello che deve andare, quando va in scena preparato allo stremo delle sue possibilità, all'estremo limite delle sue possibilità. È come una specie di, come dire, di missione quasi, no? E mi commuovo parlandone perché magari uno vede l'aspetto esterno, l'aspetto mondano, parlavano della Rolls Royce con le cifre in oro, ok? Però credo che chi fa arte sul serio e fa musica sul serio studia tutta la sua vita, ed è una vita quasi monacale proprio, è una vita dedicata soprattutto al raggiungimento del massimo delle tue possibilità. E insomma la commozione nei suoi occhi è molto bella, signora del Monaco, e racconta che un artista è tale a New York come a Breda di Piave. Sì, sicuramente. Questo è importante ribadirlo. Allora, un invito speciale ai telespettatori di Antenna 3 e di Florian, Sì, guardando la telecamera 1. Innanzitutto io ringrazio Donella per questo bellissimo regalo e per noi è un onore, perché nel nostro piccolo avere un ospite di questo calibro è sicuramente un ottimo stimolo per tutti i ragazzi, non solo quelli della nostra scuola, ma per tutti gli studenti, gli allievi che intraprendono un'attività culturale, sportiva, artistica. Allora, questa sera noi vi aspettiamo presso il Parco di Villa Olivi a Breda di Piave alle ore 20:45 con lo spettacolo Danza in Villa. In caso di maltempo, e speriamo proprio di no, ci rivedremo nella stessa meravigliosa location domani sera ore 20. Assessore, Breda di Piave si vestirà al meglio. E non vediamo l'ora e vi aspettiamo. Ecco, adesso vedo che il collegamento funziona, quindi vuole aggiungere qualcosa. Insomma, voi siete impegnati, lei è assessore agli eventi, è importante portare eventi sul territorio. Sì, perché la gente ha voglia, soprattutto dopo il Covid, di tornare fuori, di vivere il territorio, il paese, i parchi, e quindi è nostro dovere collaborare con le realtà dei nostri territori e unire le forze, perché l'unione fa la forza. E quindi grazie a chi come Evento Danza decide di collaborare con noi, ecco. Floriano voleva aggiungere? Sì, volevo aggiungere una cosa che secondo me è molto importante per i nostri territori, che questi sono tutti piccoli semini che noi stiamo seminando tra le famiglie, tra la comunità, perché la cultura è fondamentale. Io sono certa che la cultura salverà il mondo, e non è uno spot televisivo, ma è proprio vero, cioè dobbiamo crescere i ragazzi, le famiglie a pane e cultura, perché la cultura fa crescere e sarà sicuramente un grande stimolo anche per nuovi posti di lavoro, certo, per allargare queste comunità che diventano sempre più connesse tra di loro, non campanilismi, perché noi abbiamo scelto Breda di Piave, ma Breda di Piave si connette con il territorio, e quindi creare cultura è fondamentale. Io dico sempre che l'educazione accanto alla cultura, secondo me, è il binomio ideale per la crescita di una persona. Immagino, signora del Monaco. Assolutamente sì, visto proprio anche sul piano concreto, perché ricordiamoci che l'Italia è una delle mete fondamentali proprio per l'arte che propone, e quindi dobbiamo tenercela ben stretta, essere consapevoli del grande patrimonio che abbiamo, svilupparlo e saperlo gestire al meglio. Grazie mille. Prego Floriano, allora, solo 10 secondi. Sì, un secondo. Questo è l'inizio di una nostra collaborazione. Il 2024 ci riserverà qualcosa di speciale. Però non ci dice altro. No, ancora no. Va bene, allora. Ci lavoreremo da domani. Noi siamo qui. Grazie Edi Florian, direttrice di questa scuola di danza. Grazie Andrea Battistella, assessore agli eventi, alle associazioni e allo sport del Comune di Breda di Piave, e grazie soprattutto, insomma, non per fare distinzioni, però insomma è sempre un piacere avere un piacere. artisti di questo calibro, Donella del Monaco. Grazie
grazie davvero. Allora, e noi siamo alle battute conclusive di questa lunga diretta, di questa prima edizione contrassegnata da numerosissimi fatti di cronaca. Abbiamo aperto questo telegiornale con l'ennesima strage sulle strade della Marca trevigiana. La notte scorsa a Roncade sulla Treviso Mare, 3 morti, 3 feriti. Ci siamo collegati con Francesca Bozza che ci ha dato tutti gli aggiornamenti. Abbiamo parlato, vi abbiamo mostrato, vi abbiamo detto chi sono queste vittime: Ludovico, scusate, Valeria e Dominga. Queste le 3 vittime dell'incidente sulla Treviso Mare. Ludovico che lavorava all'Helmut di Treviso, così come Valeria. Ludovico che viveva a San Biagio di Callalta, Valeria a Treviso, Dominga ad Asolo. Ci sono anche 3 persone ferite. Questo all'indomani, e torneremo anche su questo fatto, all'indomani della tragedia di San Biagio di Callalta, con la morte di Dina Zanatta, 76enne, che è rimasta schiacciata da un carico di blocchi di cemento. È successo nel pomeriggio di ieri, le indagini sono in corso, insomma vi abbiamo raccontato anche questo. Ci siamo soffermati parecchio oggi sulla sicurezza stradale, sui temi della sicurezza stradale. Siamo a una contabilità dolorosissima per la Marca trevigiana, 28 vittime dall'inizio dell'anno sulle strade, ma come sapete è un problema che riguarda l'intera regione del Veneto. Ci siamo poi collegati, ripercorro velocemente questa edizione, con Padova dove continuano ad affluire i pellegrini per Sant'Antonio. Il 13 di giugno Media Nord-Est vi trasmetterà in diretta una giornata fatta di fede e tradizioni, non solo. Poi siamo stati a Vicenza, a Venezia, per raccontarvi di una cena antidegrado che sarà realizzata nei prossimi giorni dai residenti. Una cena, l'abbiamo ribattezzata anti-spaccio. E poi il maltempo che si è abbattuto nella notte in Veneto, soprattutto nella Marca trevigiana, decine di interventi dei vigili del fuoco. Anche su questo ritorneremo questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Ringrazio come sempre Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo dalla regia. Ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.